Siete carichi? Siete pronti? Perché io lo sono. È partito. Allora, doveva partire dopo lo rimettiamo. Buonasera a tutti, amici bellini, tutto a posto, questo è uno spunto che dopo riprenderemo sicuramente perché è importante. E abbiamo vinto, fuori casa, clean sheet, 3 punti, molto bene, abbiamo il tacchino, abbiamo una serie di cose che dobbiamo dire, dobbiamo parlare di Gattuso, dobbiamo parlare della formazione, dobbiamo parlare di quello che hanno fatto le altre squadre anche, ma prima di tutto ciò voglio anche salutarvi. Per fare un'introduzione, secondo me il Napoli squadra è Mario Rui, cioè il Napoli è una squadra capace tecnicamente, è capace di fare grandi cose e grandi stupidaggini, è proprio Mario Rui, cioè Mario Rui è uno capace tecnicamente, bassino il Napoli, cioè, è capace di fare cose straordinarie tecnicamente e anche stupidaggini. La stagione del Napoli invece è Fabian. Perché Fabian, le potenzialità, no, della stagione del Napoli, tutto a posto, si comincia bene, dopodiché si perde per strada e poi recupera e speriamo che possa andare in crescendo. Andiamo a leggere un pochino i vostri messaggi, un giro di saluti generale. Manolas, prima i saluti, Francesco, Daniele, Falco, saluto tutti i moderatori in Falco ovviamente, Balanite, Carlo Miele, Luca Battista, Giuseppe Argento, Sasi D'Ambrosio, Mucedil, Pilipu, Giancarlo Pacelli, Raffaele, Armando, Felice, Anto Sorrentino, Gianluigi, DC, Ollut, Ettore Guido, Pepsi, Nicolò, Fra, Maximal, Steve Austin, Massimo Selvaggi, Gregorio, Emanuele Simeoli, Nick, Zero, eccetera, eccetera. Stanno scorrendo veloci, ragazzi. Ottavio Larini, Angela Torre, Matteo Fragnito, Geo Giovanni, Enrico Ternizzi, 140 a guardare solo 00. A Farina 00, forse ti riferisci ai like. Dove sono i like? Ci sono 180 persone collegate. Dai ragazzi, 180 like immediatamente, perché se arriviamo subito a 180 like vuol dire che magari facciamo una cosa nuova che potrebbe essere vecchia, ma potrebbe essere un momento nuovo. Vai! Fatelo partire, fate partire i like a raffica. Attenzione, saluto Luigi Della Vecchia e ringrazio Tore Falanga. Sta pure Scream l'assassino, non vedo l'ora di parlare con te. Sta partita doveva finire 78-0. Comunque Mertens, anche se 5 minuti qualcosa dal cilindro, bene o male l'ha tirata fuori. Quaglia verso Gattuso, auto top. Ce li ho tutti qua, le 78 occasioni, amico mio, ce le ho tutte qua pronte. Ti ringrazio sempre per il tuo supporto, ti sei divertito ieri, Tony, a cucinare, bravi, perché poi il divertimento è nutrimento, diceva Peppino, alla grande. Alessandro Giobbe, un saluto a Santo Imperatore, a Vincenzo Saetta. Momento like, Artemisio, c'è Polli, c'è qualcuno che probabilmente non mi conosce, Samuele Rizzo, benvenuto, fammi dire benvenuto, subito con la domanda tranciante che vuoi sapere i fatti miei. Sono un musicista, amico mio, benvenuto sul canale, abito a New York, sono napoletano, mi chiamo Valerio Fluido, da New York Valerio Fluido è tutto, state voi, me ne vado, no, benvenuto e iscriviti al canale, perché ci divertiamo qua. Un saluto ad Antonio da Franco, a Mario delle Vedove, a Sasi di nuovo, a Monra, a tutti quanti, a TD, a DTT, a Marco Tarantino, a CR7, che poi tra l'altro CR7 il re del mondo, secondo me è uno dei nostri. Poi magari può apprezzare Ronaldo e ha messo la foto con la Juventus, ma i suoi commenti sono sempre molto precisi e puntuali. E ringrazio anche l'ultimo qua, Alessio Avino, rumori di motociclette che arrivano,
e vediamo un pochino di cosa vogliamo parlare. Gattuso out potrebbe essere subito una cosa. Ciao amico Bellino. Ovviamente ciao Alfredo. Se non avete visto ancora la reaction, andatela a vedere, che da lì poi partiamo con gli spunti. Dovreste trovarla in top all'inizio della chat, così bloccata, il link della reaction. Andate di là, lasciate il like, ve la guardate 5 minuti, è pure breve, l'ho editata proprio brevissima, e tornate qua e ne parliamo alla grande. Un saluto a Gianni. Manolas gioca poco e gioca male, inguardabile. Manolas, io ho scritto qua, guarda, Manolas le prende tutte di testa all'inizio, no? Dopodiché c'è una freccetta e c'è scritto male, non so se si legge, male, proprio male Manolas, purtroppo male, bisogna dire, non mi ha convinto completamente. Ridi di più per miseria e nobiltà o la mala femmina? È una bella domanda, perché questi sono due classici. Giovanni, è arrivato pure Mertens. Sono due classici. Allora io ti dico che non posso scegliere. Però se devo scegliere tra i due, dico Totò Peppini ama la femmina perché è unico, mentre Miseria e Nobiltà è uno standard del teatro. E anche la versione di Edoardo a teatro con Ugo L'Alessio è straordinaria. Quindi veramente... volete a Falco a posto? Vabbè, io sono pronto a lasciare in eredità il canale a Falco tranquillamente. Chiediamo a Scream l'assassino che ora sono a New York, pure potrebbe essere. Gregorio, è mia impressione oppure oggi quando c'era da spazzare hanno spazzato? Certamente Gregorio, c'è stato un pochino più di quella cosa. Non c'è bisogno per forza di uscire dal basso, via, boom, se c'è da spazzare, ma è anche la presenza di Osimhen che ti permette di farlo. Quando hai Osimhen e la spazi, te la puoi giocare. Se non hai Osimhen, spazzarla significa perderla a prescindere. Allora, prossima giornata Atalanta, Juve, Napoli, Inter, crediamoci, sarà importante anche quello che farà l'Atalanta stasera. Oggi non ha fallito nessuno, ovviamente, e quindi purtroppo noi dobbiamo sperare in qualcuno che perde terreno, altrimenti si fa dura, si fa difficile. Ma la femmina tutta la vita perché è attuale ancora oggi, ci dice Carlo Gatto. Peccato il giallo a Lozano diffidato salta all'Inter. Sì, non solo lui, fatemi vedere, perché ci sono stati 3 gialli, anche probabilmente un po', come si dice, non lo so, se poi ne parliamo, magari mi dite voi che ne pensate. Caputo Francesco, che non manca mai, rido di più con Totò Peppino e la mala femmina o Guardia e Ladri? Guardia e Ladri, tu dici quella là con Totò Guardia e Ladri con Fabrizi, con Aldo Fabrizi. È bello il film e Fabrizi è uno dei migliori con cui Totò abbia lavorato sicuramente, ma preferisco Totò Peppino e la mala femmina. Amo Aldo Fabrizi, però sono entrambi un po' giovani lì, giovani tra virgolette ovviamente, non sono acerbi, però Totò non sta in quella forma proprio straordinaria. Oltretutto Guardia là di comunque è un film abbastanza amaro fondamentalmente. Allora, sempre solo Forza Napoli da Enrico Vetrone. Allora, vediamo un pochino qualche altro messaggio. Un abbraccio a Meret che si è vestito per nulla. Questa pure un'altra cosa che non si è capita, ragazzi. Ospina che si fa male sempre perché Ospina di mattina la schiena, i reumatismi eccetera eccetera, si è fatto male, insomma l'intervento dove ha parato su Gabbiadini, si sono fatti male entrambi e vabbè, poi dopo parlavano in telecronaca di un fatto muscolare, però il fatto muscolare, se tu poi resti in campo, oltretutto quello è stato il momento in cui c'è stato il famoso calcio d'angolo dove il Napoli ha subito il gol irregolare di Torsby, e quindi immaginatevi solamente un Meret che entra a freddo e che magari non la prende quel gol. Ora si può dire anche Ospina non era pronto sulle gambe perché comunque era mezzo infortunato, si può dire qualsiasi cosa, Gattuso out come per chiudere, capito? Per chiudere proprio tranquillamente ogni discorso. Sul gol mangiato Insigne era in fuorigioco l'ex Woods, ma parli di quello dove ha ribadito sul tiro di Fabian?
sul tiro di Fabian, quindi fuori gioco. Non mi ricordo questo particolare qui. Comunque io più che gol mangiato parlerei di miracolo di Audero lì, Parlerei di miracolo di Audero. Charles Bukowski, ultimo aggiornamento, Ospina si è fatto male facendo le scale di casa di ritorno dalla partita. Ironia. No, ma è chiaro, ma è un'ironia proprio normalissima e letta, perché ci sta. Gattuso non ha gioco, possiamo esonerarlo, o no, si faccia presto ad esonerarlo, proprio in fretta. Osimhen scarpone, Lozano meritava il rosso addirittura, maronami. Ospina doveva uscire, Koulibaly sta facendo dei bei lanci quest'anno, Fabian troppo lento, madonna, vediamo. Hai fatto un riassunto un po' di quello che si sta dicendo in generale. Mario Rui, l'anticalcio. Però Mario Rui, sono d'accordo che comunque è uno dei nostri punti deboli, ma ha fatto un paio di interventi ottimi che io ho sottolineato, perché comunque è proprio l'esempio, ragazzi, è proprio il Napoli. Mario Rui è il Napoli, capace di cose straordinarie e di cose anche schifenzie. Valeri non perde mai occasione per togliersi gli sfizi contro di noi. Io questa sensazione ce l'ho, Pasquale, ce l'ho. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Allora, ma quel fuorigioco c'era prima del fallo di mano, intendo. Fuorigioco, fallo di mano. Ma tu dici quando scatta? Ah, sì, bravissimo. Per me no. Non ho visto luce, ho visto magari c'erano le mani di Osimhen. Sinceramente, quello è un fuorigioco che tu, se non sei sicuro, perché la regola dice il guardalinee non deve alzare, anche perché c'è il VAR, quindi nel dubbio non devi mai alzare, e invece l'hanno chiamato subito. Stranezze, si chiama Stranezze il ristorante a Rufa di Cava. Facevano l'ove pappavallo durate fritte, l'ove con cudrilla scapesi. Un saluto a Luca Delise, sì. Road to 200 like, siamo ancora a meno di 200 like, siamo 283. Ah ragazzi, a 500 like si fa la giveaway stasera, quindi se volete vincere la maglietta immediatamente, e magari è uno di voi che la vince in live e può esultare in live, 500 like è ben pagato. A 500 like facciamo l'estrazione della giveaway dal vivo, è una maglietta di questa YouTube, quella che volete voi, la scegliete voi, però dobbiamo arrivare a 500 like, non esiste proprio, come minimo, siamo a 300 persone e nessuno che dà il like. Sono più i lurkers, ho capito, sono i lurkers. Gino il coniglio, grande Caffè Napoli. Andiamo. Marco Tanatino, Fabian al di là del gol, partitone. D'accordissimo, ha fatto una delle partite secondo me più continue della sua stagione. Fabio Versatile, buonasera a tutti gli amici bellini, unico errore di stasera aver messo Lozano ammonito, salta l'Inter, quindi Gattuso out, doveva andare al bar sul fuorigioco che non c'era ed era rigore netto. Caputo, io credo che la tua squadra abbia vinto contro la squadra che è salva secondo me. E certo che è salva, Caputo, la Sampdoria è salva, è chiaro. Io l'ho fatto questo discorso. Il Napoli ha le motivazioni, la Sampdoria no, però il Napoli ha le pressioni, la Sampdoria no. E quindi non si può decidere chi è più avvantaggiato in questa situazione qua. Se realizzeremo quello che creiamo, vinceremo lo scudetto ogni anno. Ma questa è storia, ce l'ha spiegato anche Guido Gentile l'altra volta. Anche con Sarri il Napoli creava 600 e segnava 200. Non c'è proprio il famoso DNA, è il famoso DNA. Lud Barton, io ancora ferma alla metafora Mario Rui Fabian perfetta. Grazie amica mia, grazie. E l'ho vista così. Oggi è stata un'intuizione che la partita mi ha anche dato, è così. Aggiornamento da Genova, Ospina si è lussato sotto la doccia. Saverio, non c'ho gli occhiali, Saverio. C'è qualcosa che non mi convince, deve migliorare i fondamentali. Su Osimhen, amico mio, per me Osimhen deve migliorare l'attenzione in campo per non stare in fuorigioco. Io credo che il più grande difetto di Osimhen in questo momento è il fuorigioco. Spesso si trova in fuorigioco e non rientra in tempo, è come se, sai, perdesse quella concentrazione di stare sempre dietro all'avversario, capito? Avanti all'avversario. Questa è l'unica cosa che mi convince di meno. Per il resto,
colpo di tacco, e non è la prima volta che lo fa. Il gol comunque è bellissimo perché si accompagna col gol, grande assist di Mertens, si accompagna in velocità, brucia l'avversario in velocità e la mette a fil di palo, stavolta non l'ha sparacchiato, perché qualcuno diceva il gol col Bologna gliel'ha tirata in bocca, ha tirato proprio bene stavolta, E guarda Brewer che mi capisce, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Esattamente. Questa secondo me è la cosa più grave che ha in questo momento e che deve aiutare. Un saluto anche a Rosario. Come scorrono i messaggi veloci, ragazzi, ma com'è? Ma come mai? Ma come mai? Avete salutato a Gio Pellecchia? L'avete vista a Rita là dietro che sta facendo lei il massaggio stavolta? Gente strana. Un saluto a Rosario. 3 punti di lusso, ci dice Linda, che poi lindissima, come gli amici Bellini. 3 punti di lusso, forza Napoli. Benvenuta amica mia, non ricordo il tuo nick, quindi se sei nuova vieni, accomodati che ci divertiamo. Pronostico Fiorentina-Atalanta, vince la Fiorentina 50-0, magari. È dura, però anche l'Atalanta deve rispondere, anche loro vincono spesso e quindi chissà. Qualcuno deve inciampare improvvisamente sulle scale. Dai con i like, che c'è uno spottino che vi devo far vedere. Mannaggia miseria, lo sapete? Voi non lo sapete, va bene, poi lo saprete. Ciao Giulia, Lozano ammonito per favorire l'Inter, che ne pensi? Io ti dico una cosa, Giulia, per me ammonire su quella cosa là mi è sembrato un tantinello eccessivo. Ci sono cioè non è stato un intervento cattivo, non è stato imprudente, non è stato pericoloso, e lui è andato per prendere il pallone e il portiere è arrivato prima, fallo di Lozano, va benissimo perché il portiere non lo puoi toccare, ma il giallo mi è sembrato molto eccessivo, ma molto eccessivo. Perché fare entrare Bakayoko quando abbiamo Lobotka che è di nostra proprietà? Sono d'accordo, al di là del fatto di nostra proprietà, in generale io vorrei vedere un pochino di più Bobot e un pochino di meno Bakayoko. Ti spiego la sostituzione, perché comunque Bakayoko è un uomo di contenimento, è un uomo che ha fisicità e se deve saltare su un calcio d'angolo, se deve fare un contrasto, è più forte di Lobotka in questi fondamentali, ovviamente. Però certo, capisco la tua perplessità, perché stiamo parlando di uno che è in prestito e che non resterà, e stiamo parlando di un giocatore che comunque ci fa stare in apprensione, Però voglio approfitto di questa domanda per farvi capire anche una cosa. Cercate di riflettere su un fatto: quando un allenatore sa che probabilmente se ne andrà, ok, esiste una dinamica di cui nessuno parla, il rapporto tra l'allenatore e i giocatori di quest'anno, che poi potrebbe servirgli per fare una telefonata e dire: vuoi venire da me? Faccio un esempio. Facciamo un esempio Politano. Io credo che Politano e Gattuso abbiano un buon rapporto. Il Napoli punta su Politano e Lozano sulla destra, credo che li voglia confermare, ma metti caso che il Napoli decide di confermare un ass e tenere un ass Lozano a destra. Secondo voi, se Gattuso va alla Fiorentina e telefona a Politano, secondo voi Politano non è contento di andare, anche se la Fiorentina è un gradino indietro, se ha un buon rapporto con l'allenatore? Sì. Allora che vuol dire? Che lui probabilmente sta mantenendo anche dei rapporti umani. Li vedete gli abbracci con Fabian, il saluto a Insigne, rapporti umani con tutta la squadra, i giocatori di cui lui si fida di più, anche per il futuro. L'ho detta. Sono cose che non dice nessuno, io le dico. Bakayoko è entrato per rallentare il gioco. Bravo Massimo. A proposito, 340 persone, il commento memorabellino della settimana, io ne prendo uno, ma in realtà è per ringraziare tutta la community. E lo vedete, Francesco Esposito dice: vedo 2 Palefir, uno di YouTube e l'altro della difesa partenopea, step by step. E nel ringraziare, nel premiare Francesco Esposito, ringrazio tutti voi perché i commenti che avete scritto
durante la settimana sono stati straordinari per me. Io ero emozionatissimo. Se qualcuno di voi è nuovo e si è trovato qua per caso, su questo canale trovate una mia intervista a Bruscolotti che ho fatto dopo insomma Juventus-Napoli, ed è stata una cosa per me emozionantissima, perché Bruscolotti è un'icona, è una colonna della storia napoletana, ed ero proprio emozionato come un bambino a parlarci e ad intervistarlo. È stata una cosa straordinaria, veramente straordinaria. Iscrivetevi al canale. Dove sta? Sta qua. Iscrivetevi al canale. Ci sta quella con la pallina che dice questo qua. Vedi, lui. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Allora, Osimhen per me è sottovalutato, non solo per il gol, ma come sta giocando. Deve migliorare sul tempismo, ma nel resto mi sembra a posto. Gattuso, grande persona e allenatore. Sono d'accordo. No, oggi ha fatto un partitone Osimhen. Ha fatto un partitone vero e proprio, ha aiutato tanto. Sta migliorando, sai su cosa? Sul rubacchiare la palla nel primo pressing al difensore o al centrocampista, e poi ci fa ripartire. È importante. Allora, Marco Libonati, la media gol di Osimhen rispetto alle partite da titolare è ottima. Oltre al rispetto alle partite da titolare, secondo me in generale rispetto ai minuti giocati, secondo me non è male. Però ovviamente, ragazzi, anche i minuti che hai giocato quando sei tornato dall'infortunio, dal Covid, eccetera, eccetera, vanno valutati, perché non era in forma, doveva tornare in forma. Adesso che è tornato in forma vediamo un altro attaccante in campo, Ok, ha segnato, pressa ed è veloce, ma Osimhen continua a farmi ridere tecnicamente con tutto il tacco e sta sempre in fuorigioco. Sul fuorigioco te l'ho detto, tecnicamente, amico mio, non è Mertens, ma non è quel giocatore là. Ci sono giocatori più tecnici che hanno caratteristiche diverse. Non è la tecnica il punto di forza di Osimhen, sicuramente la velocità, sicuramente il pressing e anche una discreta elevazione in colpo di testa. Quindi non ci sta facendo vedere ancora 80 milioni di roba, se è questo che volete parlare, è chiaro. Però attaccarlo anche quando sta bene, farmi ridere è brutto come termine, è brutto, perché comunque prendi fiato. Sì, hai ragione. Io il ritmo, hai capito? Sono contentissimo del ritmo. Cioè, attenzione, ma io ho visto una cosa in anteprima e non so nemmeno se poi esce. Perché aspetta no, allora prendo fiato. Anzi, prendo fiato. Siamo 336 e allora guardatevi lo spottino, perché ci azzecca. In realtà è uno spottino che guarda un attimo alla partita di prima, ma capirete perché ci azzecca. Via. La storia di un arbitro. E dai, questo è ridere, così si fa. Con l'amore per un calcio sano e pulito. E allora, signori, partita! Tutti però, Finché un giorno fu designato per Juventus-Napoli. Gattuso, il grande Ringhio. Lo sapevate, no? Che molti lo chiamano Ringhio. E dovette affrontare la triste realtà. Motore partito. Volevate anche rigore. E azione. Ma il calcio malato non faceva per lui. Era deciso a vendicarsi. Eccoli sti bastardi, eccoli là! Ma chi? Ma tu faccio vedere chi? Pezzi di Regia di Serenity. No, ma quando mai? Voglio ringraziare, perché lo ha fatto in privato e non con il link sotto, ma via PayPal, l'amico Giuseppe Schiavo. Grazie amico mio per la tua generosissima donazione e il tuo supporto. Una birra per festeggiare la vittoria me la vado a comprare volentieri dopo.
magari faccio un cicchetto, però veramente apprezzo tantissimo, grazie mille. Grazie a tutti gli amici che seguono, che controllano, che guardano, che lurcano. E vediamo un pochino. Il video di prima. Vabbè, sì, Marcello. Ovviamente lo spottino è appena andato in onda così, ma è stato interessante. Io me lo sono perso live, ma l'ottimo Gerardo Marino non sbaglia un colpo. Bravo, uguale a prima, buona! Sì. Pensa a giocare, quando lo dico io. Che cazzo vuoi? Cioè, voglio dire, per tutta la partita ha dato fastidio anche a me, no? Come probabilmente dà fastidio anche ai giocatori del Napoli, però come vedete dà fastidio anche agli avversari. La butto là così. Innervosisce un po' tutto e quindi è così che ce lo dobbiamo tenere finché è nostro, finché continua. Però secondo me, ragazzi, noi perdiamo un buon allenatore, non dico un ottimo allenatore, non dico il miglior allenatore, un buon allenatore che sta crescendo e che sta imparando delle cose, sta limando anche degli errori, ma un'ottima persona, secondo me. Buon allenatore, ottimo uomo, ed è un peccato, secondo me è un peccato. Lo so, Manolas sta deludendo tutti, ragazzi, deludono a turno tutti. Deludono tutti i centrali vicino a Koulibaly e ogni tanto delude anche Koulibaly. Va bene. Baby Fox che dice Giuseppe Schiavo sono io. Aiuto. Ciao. Secondo me il gol annullato è molto dubbioso perché anche senza il fallo di Keita Torsby avrebbe sicuramente segnato lo stesso. Dimmi cosa ne pensi. No, ma quale fallo di Keita? È Torsby che mette tutte e due le mani sulle spalle di Koulibaly e quindi quando salti e impedisci al tuo marcatore di saltare altrettanto, e ovviamente a due mani sulle spalle non si può fare, quindi non credo che si sia chiamato un fallo di Keita. E poi avrebbe segnato lo stesso, non significa niente, è una questione di mani addosso e quindi non si può fare. Allora Mario, ci dovrebbe essere una sorpresina, ma vediamo un pochino se riesco a sistemarla. Stanno andando a prendere Manolas, oramai sono Manolas e Malorui. L'Inter ha vinto, speranze, AP. Allora, speranze è difficile perché comunque l'Inter sta vincendo con solidità, sempre però con un gol di scarto, e questo mi può far ben sperare. Però si affrontano due difese importanti col record dei clean sheet, quindi potrebbe essere una partita un po' bloccata. Ricordiamo che all'andata il Napoli si è comportato bene, la perde per quel rigore, insomma siamo stati un po' sfortunati, devo dire la verità, poi c'è l'espulsione a Insigne eccetera eccetera, però un minimo di speranza in più ce l'ho, vista la vittoria dell'Inter col Cagliari, perché sono in filotto pazzesco, non so, da 7-8 partite che vincono sempre. Si potrebbero un attimo, non dico rilassare, perché prima lo vincono il campionato e meglio è per tutti e vanno in vacanza, però non dico che si possono rilassare, ma mentalmente stanno meno con quella pressione. Il Milan ha vinto, noi abbiamo perso col Cagliari o pareggiato col Cagliari, hanno risposto già al Milan e quindi potrebbe essere una cosa importante. Se qualcuno sa già, per esempio, quando ci sarà Napoli-Inter, il Milan con chi gioca e se gioca prima, fatemelo sapere, perché potrebbe essere interessante. Fabian in questo stato ed un vero terzino sinistro la stagione avrebbe avuto tutto un altro sapore. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Ovviamente ragazzi ricordate che Fabian è un titolare inamovibile di Gattuso anche quando non era in grande forma, poi lo perdiamo per Covid e anche lì abbiamo dovuto riorganizzarci coi centrocampisti. Molta manovra del Napoli gira per i piedi di Fabian, poi ogni tanto è più lento, ogni tanto è più svelto. Quando sta svelto siamo un'altra squadra, non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire al riguardo. Comunque sul fuorigioco non sono d'accordo. Simone deve rischiare di andarci perché l'unico modo per dare spazio alle sue spalle per Zielu è per far cagare sotto la linea di difesa avversaria.
Sì, ci deve andare, ma deve stare attento perché è spesso in fuorigioco. Mertens fa lo stesso discorso per aprire spazio a Zielinski quando gioca da punta, però lo fa con più intelligenza. Ma è una questione anche di esperienza, ragazzi. È il primo anno che Osimhen si confronta con le difese italiane. Non possiamo paragonare le difese francesi alle difese italiane e nemmeno le difese tedesche di quando Osimhen era al Wolfsburg o quando era... Marco Jan mi sta seguendo, benvenuto amico mio, quest'altra piattaforma noi poi dopo la svilupperemo, quindi benvenuto. Quindi deve fare esperienza come Lozano il primo anno, adesso è il momento che Osimhen faccia esperienza. I like invece di aumentare diminuiscono. E questa è una novità, Polly, cioè nel senso anche l'altra live un dubbietto ce l'ho, però ragazzi chiedo a tutti voi visto che sta succedendo questa roba qua, che anche nell'ultima live insomma, che era una live importante insomma della Juventus, abbiamo perduto, vabbè, ma non è che i like poi diminuiscono oppure non si arriva, prima si arriva a una cosa e poi di nuovo si ricomincia, è un po' strano. Non voglio fare illazioni perché può essere che c'è gente che lo mette e poi lo toglie, magari dico una cosa che non gli è piaciuta e lo toglie. Chiedo a tutti gli altri invece che sono i miei seguaci e supporters di essere iscritti al canale, di cliccare anche sulla campanella perché qualche cosa sta succedendo a livello di algoritmo e credo sia anche questione di riorganizzazione dei social, perché dopo la pandemia lo sapete come sta funzionando, stanno riorganizzando tutti i social in maniera diversa, l'Italia si sta organizzando con la fibra, quindi ci sono una serie di cose dietro le quinte che stanno succedendo sui social. È importantissimo per me che mi stiate vicino in questo momento perché io da New York non posso controllare le cose italiane. Iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, cliccate sulla campanella perché molta gente mi ha detto non mi arrivano le notifiche, addirittura io mi iscrivo e mi disiscrive, cioè YouTube mi disiscrive, quindi per chi può aiutare aiutate perché altrimenti altrimenti è un gomblotto. Vedo Insigne, vedi che poi Debbie Fox la straordinarietà, no? Da Giuseppe, perché io volevo mantenere un po' la donna, però se tu... Quindi oltre alla pizza ci aggiungiamo, cioè oltre alla birra ci aggiungiamo una pizza e qua stai pure esagerando, io ti ringrazio tantissimo e non so come ringraziarti da sempre, ma veramente da sempre. Allora, purtroppo credo che quest'anno sarà l'ultimo anno di Meret e Fabian perché a Meret serve continuità e fiducia mentre Fabian è un giocatore da Barcellona. Sicuramente le sirene spagnole su Fabian ci sono e sono d'accordo su Meret. Dipende dal prossimo allenatore. Se il prossimo allenatore dice C punto, lasciamo perdere Ospina, oppure Ospina diventa il secondo e su Meret C punto da titolare, Meret potrebbe decidere di rimanere. Altrimenti... diventa un po' complicato. Ciao Valerio, bella partita del Napoli, Osimhen ottimo per applicazione nel pressing e se solo migliorasse lo smarcarsi in aria, quando crossiamo rasoterra dal fondo palla la mettiamo all'indietro. Sì, anche questo poi sempre a metà le responsabilità, un pochino il cross arretrato e un pochino lui che attacca troppo il primo palo e così. Però ci deve essere il doppio movimento, uno deve attaccare il primo palo perché si porta anche il difensore e poi deve arrivare qualcuno a rimorchio, deve arrivarci Zielinski, deve arrivarci eventualmente Mertens quando c'è Mertens o tagliare Insigne e spesso i gol sono arrivati così, è importante. Meno 9? Meno 9 a che? Meno 9 a che cosa? Vogliamo dirlo che Osimhen è stato anche campione del mondo con la Nigeria Under 21? Ma sicuramente ragazzi, quando mi si dice che Osimhen l'ha voluto Gattuso non credo che ci siamo, e Osimhen il Napoli l'ha cercato da molto tempo prima, altrimenti un'operazione così complicata non la porti in porto, soprattutto quando Osimhen aveva richieste un po' da tutta Europa, quindi Gattuso l'ha accettato molto volentieri ovviamente, però il Napoli ci aveva messo gli occhi già da prima. Spero che Fabian resti. Era Angela Torre che diceva spero che Fabian resti. Il Milan è contro il Genoa domenica alle 12:30, quindi gioca prima di Napoli-Inter. Allora vedi, sotto questo punto di vista io dico
se il Milan dovesse pareggiare col Genoa, la butto là così, perché non hanno steccato col Parma, se pareggiasse col Genoa, un Inter un pochino più morbida, ma psicologicamente, cioè, insomma, inconsapevolmente, inconsciamente più morbida, potrebbe essere. 300 like, bravi ragazzi, dai ragazzi, altri 200 e partiamo con la giveaway, perché vi devo regalare una maglietta. Hai capito che domenica dovevamo tifare Juventus? Dovremo tifare Juventus di nuovo? Comunque ci sono molti chiacchielli peepers. I peepers, tu dici quelli che pippano nel senso guardano, take a peep. E poi peep è più inglese che americano. Alla fine. Allora, Maximal Osimhen l'ha preso a DL come tutti gli altri. Vabbè, alla fine sempre lui mette l'ultima parola. Certo, non credo che ADL guardi i giocatori a prescindere, li deve guardare sempre Giuntoli col suo staff e poi dopo ADL dà l'ultima parola e dice sì o no. Non c'è dubbio. Allora, purtroppo il calendario del Milan sulla carta nelle prossime partite è molto favorevole. Che dici? Ve l'ho detto, ragazzi, purtroppo ve l'ho detto che non, steccando il bonus con la Juventus si faceva molto complicata, ve l'ho detto, non è facile. L'unica speranza è che quando Milan, Atalanta e Juventus si incontreranno tra di loro, ovviamente qualcuno qualche punto deve perdere e dobbiamo essere noi bravi a non perdere terreno nel frattempo. Ci sta, come sarà una lotta secondo me avvincente fino alla fine, speriamo di non pagare per quei mezzi punticini persi, voglio dire i 2 punti persi col Sassuolo su tutti, e più la sconfitta con lo Spezia dove meritavamo ampiamente di vincere, ma ce ne torniamo con 0 punti. Quel punto di Sassuolo col Sassuolo è secondo me proprio grave, speriamo bene. Ma quando la organizzi la live non si dice, hai ragione Losco, assolutamente. Mi sono organizzato che lo posso fare anche da cellulare, quindi siamo un pochino più svelti. Ho avuto un pochino di impegni questa settimana anche musicali e vi sto per regalare una cosa bellissima, ragazzi. Voi dovete seguirmi sul canale musicale Valerio Fluido, perché posterò lì l'ultima canzone, perché non è Fragile Mentalmente, è una cover e mi sto divertendo tantissimo a prepararlo. Mamma mia come ci divertiamo. Allora, perché non segniamo più da calcio d'angolo? Certo non li battiamo sempre diretti, facciamo sempre quel giro palla, non lo so, forse non è una nostra specialità, anche se abbiamo buoni colpitori di testa, di Lorenzo, Manolas, lo stesso Koulibaly, non è una cosa proprio nel nostro DNA, ecco, usiamo la cosa del DNA. Gattuso ha dovuto scegliere tra Osimhen e Sorloth. Comunque Vale, non siamo né Mario Rui né Fabio, il Napoli è Bobotta perché si mangia troppi gol e qui scattano applausi. Allora, vediamo un pochino. Leonardo, Leonardo, mia figlia di 11 anni tifa Napoli e ti chiede in che quartiere di New York vivi. Leonardo, io sono a Brooklyn, come si dice, sul border, no? Tra Brooklyn e Queens, e c'è un sacco di rumore. Salutami tua figlia e un saluto anche a te. Benvenuto, iscriviti al canale, sei nuovo evidentemente e ti ringrazio per essere passato. Perché siamo tutti altri 1 metro in Asasiz. Sì, in realtà noi avevamo un pochino migliorato quest'anno mettendo un po' di centimetri in più, però ovviamente Bakayoko non è più titolare e voglio sottolinearlo questo fatto, perché quando Demme sta bene gioca Demme. Attenzione a Levitan Artemius Blow, il resto ti arriva in tazze. Grande, appena ordinata. Osimhen ha fatto un gol da centravanti serio, mi piace la definizione centravanti serio, serissimo, un gol veramente serissimo, imparabile. Grazie amico mio, e non vedo l'ora di poter brindare con te a questo livello. Guardate, essendo la luce che riflette sull'azzurro diventa quasi verde, si vedono i TVP a prescindere. No, amico mio, non l'ho visto, anche perché essendo io su Amazon Prime
americano, le cose italiane non le trovo. E infatti un amico mio anche mi aveva detto di guardare Napolitaners, e quando cerco Napolitaners su Amazon trovo solo i Loacker. Quindi ho dei problemi a vedere le cose italiane su Prime, e purtroppo non mi funziona, anche con i VPN non funziona niente. La tazza status quo. Saluti da Leverkusen, domenica 0-0 fino al 90esimo, poi rigore e gol di Insigne. Mamma mia, dove sta? Vorrei mettere il gufetto, ma no, non lo metto. Va bene, la sposo. Nando, ci ho provato, non funziona lo stesso. Devo fare qualche cosa di diverso, probabilmente Amazon.it. Devo usare VPN e Amazon.it, perché lo stesso problema l'ho avuto quando dovevo ordinare la maglietta del Napoli originale dallo store dell'Amazon, e su quello.com non ci trovavo, ho dovuto iscrivermi a Amazon.it e farmela spedire qua. Un macello esagerato, ADL out. E allora non lo so, amico mio. Non lo so, TVB a prescindere, devo fare un'altra ricerca, non lo so. Vogliamo sottolinearlo che è la prima volta in stagione che Osimhen ha fatto 90 minuti ad alta intensità, vero? Sì, le bandiere italiane, allora devo fare così, ho capito. Grazie. Valerio, dando per scontata la partenza di Gattuso purtroppo, è qualche tempo che penso ad un ritorno di Ranieri al Napoli, ha fatto sempre bene o benissimo, conosce l'ambiente, è versatile e preparato. Enrico è un allenatore che ha fatto però bene solamente all'Leicester. Bene o benissimo nelle squadre importanti no. Ranieri è poi un allenatore di un calcio un pochino vecchio e secondo me ha fatto il suo tempo. Poi si difende bene, insomma, con squadre non fortissime si è sempre difeso bene, però se il Napoli vuole fare un salto in avanti non credo che sia Ranieri il profilo adatto. Poi è un signore del calcio, sicuramente, però non mi convince. Non mi convince. Allora, Dale, ma lo sai che in qualche modo potesse entrare in live visto che c'è ancora il link sul canale Telegram? Ma i link cambiano, amico mio. I link dovrebbero cambiare di live in live, quindi non dovrebbe essere così. Ci vuole il loco Bielsa al Napoli. Avete visto che ha combinato il loco? Ha vinto 2-1 in 10 uomini contro il Manchester City. Ora si potrà dire che comunque il Manchester City ha già vinto la Premier in carrozza, però il loco aiuto. Storico con un Leeds che comunque si deve salvare, veramente roba storica. Peseranno i 2 punti persi a Sassuolo? Temo di sì, Ginio. Speriamo di no. Giovanni, sì, ma sai che ti faccio un recap? Io qua l'ho scritto, Pestone, se c'è il Pestone, è sempre stato chiamato fallo quando c'è il Pestone. Non capisco perché in area di rigore non si possa dare. Ragazzi, facciamo un attimo un recap, perché poi qualcuno magari può dire la sofferenza. Vediamo pure se sono usciti gli XG già, per sfizio, perché sarei curioso di vedere, perché il Napoli ha avuto un numero incredibile di occasioni, veramente incredibile. Napoli-Sampdoria, ok, Sampdoria-Napoli, no, Napoli-Sampdoria, vediamo un pochino, ve lo faccio vedere subito, salva immagine, e non abbiamo problemi, non abbiamo problemi di nessun tipo, sapete perché? Guardate, boom, 1,90 praticamente 2 gol, contro 0,90 praticamente loro ne potevano fare 1, perché le 3 occasionucce che hanno avuto sono state più ficcanti e fioccanti delle nostre, perché noi siamo stati un po' imprecisi tirando da fuori, eccetera eccetera. Però è presto detto, ragazzi, è presto detto. Il tiro cross di destro di Politano, Zielinski al volo, fuori. Insigne, passaggio di Osimhen, un rimpallone su Zielinski, Insigne, parata di Audero, il gol di Fabian, Zielinski che tira piano piano e la palla finisce al lato, Politano su assist di Lorenzo, pallone che va piano piano in calcio d'angolo, e questo era il primo tempo. Secondo tempo, tiro di Zielinski parato, Fabian che tira alto al lato, Fabian che tira paratona
poi Insigne fa il miracolo sulla ribattuta, altra paratona, dopodiché comincia a svegliarsi un po' la Sampdoria. La parata in uscita di Ospina su Gabbiadini, Colley fa quasi autogol per salvare su Osimhen, bella sfida Colley Osimhen tra l'altro, non un difensore scarso. Quagliarella parata di Ospina su Gabbiadini da fuori, Insigne che tira parato a giro, parato facile, il gol di Torsby annullato, dopodiché Osimhen di testa, il tiro di Mertens largo e Osimhen il gol. Insomma, voglio dire, abbiamo avuto molte occasioni, ma veramente molte occasioni. Voglio Anthony Robinson, mi sono fissato con Anthony Robinson per una serie di discorsi. Il problema sai qual è? È che Gulam ci resta sul groppone e Mario Rui ha rinnovato, e quindi temo che anche l'anno prossimo si rinnoverà questa coppia che non funziona, perché comunque Gulam ogni tanto si fa male ed è un giocatore su cui tu non puoi puntare, e ci troviamo di nuovo così, solo che poi Usai se ne va. Vabbè. Un saluto a Trap Kinu. Manolas inguardabile, non voglio pensare a una difesa con KK in partenza e lui come pilastro. Oggi molto bene Ruiz e Demme. Sì, Torsby in Genoa aveva già preso il tempo a KK, 2 fuorigioco inesistenti. Gianni M. Ciao Valerio, Osimhen buona prestazione, ma hai contato quante volte a partita finisce in fuorigioco? Sì Gianni, l'abbiamo detto a inizio live, è proprio la cosa in cui deve migliorare. Anche a me non dispiace Colley, ma un po' i piedi di legno, sì. È svelto, hai capito? È uno di quei difensori svelti, non buono per impostare. Ovviamente a noi servirà, ragazzi, un regista difensivo, perché Albiol lo faceva bene, Koulibaly l'ha fatto a tratti nella sua carriera quando è mancato Albiol, sai, far ripartire lui l'azione. Però quanti passaggi sta sbagliando Koulibaly quest'anno? Tantissimi, anche oggi, tantissimi lanci sbagliati fuori misura. Li fa di sinistro, il sinistro non è il suo piede preferito, naturale, ho capito, però Paolo Del Genio diceva proviamolo a destra, magari pure potrebbe andare bene. Il problema è che il Napoli deve veramente ragionare su questo fatto, perché perdiamo Maksimovic, rimaniamo sicuramente con Rachmani, Manolas, che sono due che a livello di impostazione non danno garanzie, e quindi servirà un regista difensivo. Se viene Senesi non è male, diciamolo chiaramente. Forza Fiorentina sempre. Ovviamente noi teniamo un occhio, perché in questo momento sta già giocando la Roma, se non sbaglio, che comunque insomma la Roma ci interessa fino a un certo punto, perché stanno un po' arretrati, non dovremmo guardarci indietro, dovremmo guardare solo avanti, ma visto che la Lazio ha vinto al 93esimo e restano lì attaccati e hanno la partita da recuperare, non possiamo dare per scontato niente, e quindi teniamo un occhio anche alla Roma e poi dopo alla Fiorentina, ma non penso che possa rimanere live tutta la vita. Come allenatore si parla anche di Galtier del Lille, che cosa ne pensi? Amico mio, Galtier del Lille conosce bene Osimhen, ma non conosce il campionato italiano. Siamo sempre alle solite. C'è un allenatore che fa bene, si accosta alle squadre che insomma cambieranno allenatore l'anno prossimo. Non lo so nemmeno se De Laurentiis veramente ci ha pensato oppure no. Fa parte di quel giro di nomi che si stanno facendo una continuazione. Non credo. Sono preoccupato per Ciro, lo vedo spento ma assai. No, Ottavio, no. Ciro ha avuto anche un affaticamento muscolare, mi hanno detto questa settimana, quindi per questo non è partito titolare. Ma hai visto che Gattuso lo mette insieme ad Osimhen proprio perché non è detto che debbano fare la staffetta, non è detto che l'uno esclude l'altro, anzi Ciro gli dà l'assist vincente che chiude la partita, perché è di un'intelligenza calcistica infinita. Non ha fatto una partita straordinaria contro la Juventus, ma perché da prima punta in mezzo a De Ligt e Chiellini era difficile, si è dovuto venire a prendere il pallone molto basso, Zielinski si doveva inserire, ma non ti preoccupare, Ciro va centellinato, va utilizzato così. Molti in settimana hanno detto che Ciro dietro Osimhen non va bene, dimenticando quanto ha fatto bene all'inizio e quanto ci sta facendo vedere bene adesso. Gli addetti ai lavori la devono smettere di dare sentenze, perché fanno brutte figure. Dite secondo me è meglio se, ma se voi dite non può giocare
era la famosa frase: Fabian e Zielinski non possono giocare insieme. Quante partite abbiamo visto e abbiamo vinto con Fabian e Zielinski insieme nel 4-3-3, nel 4-2-3-1? La dovete smettere di dare la sentenza, perché se date la sentenza fate una brutta figura. Il Napoli poi vince, non sapete come uscirvene da questa cosa qua, o senza vergogna vi rimangiate quello che avete detto perché credete che la gente non ha memoria. C'è YouTube, ci sono i video registrati. Quindi questa settimana si è detto Mertens dietro Osimhen non va bene perché il Napoli non fa filtro e i due giocatori si pestano i piedi. Vabbè, come chiudiamo la partita? Con Mertens dietro Osimhen. Anche io, Vincenzo, senza dubbio. Allora, spiega una volta io lo voglio spiegare, Siparietto, ma l'avete visto? Ma si sente quando io lo mando in onda? Perché ve lo mando in onda e ve lo spiego un'altra volta. Si sente? Bravo, è uguale a prima, buona! Guarda, sì. Pensa a giocare, quando non dico io. Che cazzo vuoi? Allora, al di là dei rumori, praticamente Gattuso che allucca in tutta cosa che dà fastidio pure a noi, ovviamente. Gattuso che cosa fa? Non solo chiama le marcature preventive, no? Ciuchi, Fabian, Matteo, cioè, non solo le marcature, ma chiama anche il passaggio, detta anche il passaggio. Oggi si è sentito benissimo. Politano alla palla, Gattuso grida Fabian, nel senso che chiede a Fabian di venirsi a prendere il pallone e detta il passaggio a Politano. Di conseguenza Quagliarella, che l'ha tenuto in orecchie, senza problemi gli ha detto stai facendo una telecronaca, perché praticamente ad ogni passaggio tu dici i nomi di quelli che ricevono il pallone, eccetera eccetera, e Gattuso poi non ci sta e dice oh, pensa a giocare, fatti i cazzi tu che vuoi. È una cosa secondo me interessante, è un siparietto secondo me divertente che però ci fa riflettere, perché come vi ho sempre detto il continuo urlare che è necessario certe volte per tenere l'attenzione alta può dare fastidio ai giocatori in campo, non c'è dubbio, chi ha giocato anche a bassi livelli lo sa, e quindi però dà fastidio anche agli avversari. È una cosa incredibile, veramente una cosa. Stai facendo la telecronaca, viste? Esatto, incredibile. Come vedi l'allenatore dell'Ajax a Napoli, uno che ha sempre dato spazio ai giovani, fa giocare bene la squadra. Un'altra domanda, Juric a Napoli giocherebbe a 3? L'ho sempre visto giocare a 3, non so se ha intenzione di cambiare, ma saluto e ringrazio per un momento speciale, lo chiamiamo le considerazioni di Guido Gentile. Buon pomeriggio ragazzi e ragazze. Che dire, che uno degli aspetti del Napoli che è venuto meno in questi anni è, secondo me, la capacità di ripartire, almeno di ripartire con efficacia dopo le sconfitte, soprattutto le sconfitte quelle più pesanti, quelle di partite determinanti. Se vi ricordate accadde anche con Sarri, ormai il celebre un po' stancato Napoli dei 91 punti. Napoli perse solo 3 partite in quella stagione, pochissime, meno della Juve, però furono seguite tutte e 3 da 3 pareggi. Quelli che condannarono poi, diciamo, lo scudetto con Fiorentina, Inter e Torino dopo la partita della Fiorentina. La gara con la Juve di quest'anno, che poi di fatto è il recupero della terza giornata di campionato in questo cortocircuito temporale che si è venuto a creare quest'anno abbastanza strano, la possiamo considerare comunque una gara importante. Non è più una gara che valeva uno scudetto, però pesava molto più dei 6 punti di uno scontro diretto, no? Che sono 3 a mettere o a togliere, per 2 ragioni: perché poteva aprire una crisi all'interno dell'ambiente dei juventini, dei bianconeri, e perché comunque avrebbe messo il Napoli in una posizione di controllo, non dico di vantaggio, di controllo, perché avrebbe chiuso il girone d'andata a 37 punti, quindi al 4º posto, terzo in coabitazione con la Roma. Questo significava che per gli azzurri bastava marcare gli avversari, fare gli stessi punti di Atalanta, Roma, Lazio, Juve. Non è avvenuto, lo sappiamo, quindi è inutile piangere sul latte versato. E quindi la Samp di oggi. Napoli è ripartito bene, su un campo che è sempre difficile, anche se negli ultimi anni si è vinto spesso, ed è arrivato, attenzione, alla 5ª vittoria consecutiva nel giro di ritorno. Soltanto una volta negli ultimi 2 campionati
il Napoli è riuscito a vincere 5 partite di seguito e tutte e 2 le volte con Gattuso. Con Ancelotti ci siamo fermati una volta a 4. Tra l'altro 3 di queste 5 vittorie sono avvenute in trasferta, non è mai un elemento trascurabile nel campionato italiano. Il fatto che solo 2 volte in questi 2 campionati il Napoli ha vinto 5 gare di seguito, comunque è un evento eccezionale in negativo, significa che non riusciamo a fare strisce molto lunghe, quelle che ti danno un vantaggio, oppure la possibilità di raggiungere quando stai inseguendo. Cosa possiamo dire? Bene la partita di oggi, male? È una partita che secondo me ha confermato quelli che sono i difetti e i pregi di questa squadra. I pregi, che comunque è un buon organico, con alcune individualità interessanti, su cui sarebbe molto utile lavorare se rimanessero a Napoli. Vedi Fabian Ruiz, che cresce di partita in partita. E i difetti dobbiamo considerare, mai fermarsi sulla partita singola, che negli ultimi ormai sono diventati 87 partite. Il Napoli è settimo in classifica. Al primo posto c'è l'Inter con 186 punti, al secondo il Napoli con 156 punti. Segno che c'è una sorta di scivolamento lento verso una parte più centrale della classifica. Però dicevo, quali sono i difetti? È che tra l'altro Gattuso l'ha spesso detto durante l'anno, anzi forse ha sbagliato a ripeterlo spesso, perché si è esposto alle critiche non sempre trasparenti che gli sono venute addosso, ovvero lui ha usato l'espressione a questa squadra manca il veleno. Io preferirei dire, chiaramente lo rispettiamo nella sua analisi, che è una squadra che spesso non sente la partita. Dato che è impossibile giocare un campionato intero in quinta, ed è lo stesso impossibile, manco per il Real Madrid o il Barcellona più forte, giocare tutta una partita in quinta col piede sull'acceleratore, le grandi squadre sono quelle che ti azzannano, tra l'altro proprio quando l'avversario sta giocando meglio e non quando tu stai facendo spettacolo. Ecco, il Napoli spesso e anche oggi ha dato un'impressione di essere una squadra che qualitativamente dal punto di vista del gioco è superiore all'avversario, ma lo tiene sempre in partita. Vero. Almeno anche oggi, fino al raddoppio di Osimhen, c'è stata sempre questa sensazione che il Napoli dice sì, possiamo fare gol quando vogliamo, però eravamo solo 1-0 e questo non va bene. Ed è una delle ragioni, al netto degli infortuni, che forse agli azzurri hanno pesato di più di altre squadre, al netto di qualche sbavatura arbitrale che c'è stata, però questa è forse la ragione principale per cui ci troviamo nella classifica in cui ci troviamo. Ed è un peccato, perché bisognerebbe lavorare su queste sbavature per migliorare, diciamo, un po' la situazione, sia da un punto di vista del singolo, perché qualche errore tecnico del singolo c'è sempre. Mi sembra, io ho sentito un attimo che parlavate di Manolas me lo sono appuntato, scusa, adesso pure io leggo, al 23esimo ha regalato quel passaggio in uscita dove abbiamo rischiato. È un errore tecnico del singolo dove l'allenatore non può fare nulla, però allenando giorno per giorno il giocatore acquisisce sicurezza. È l'errore di reparto. Osimhen ancora oggi, nonostante il gol, in grandi tratti della partita è sembrato un corpo estraneo. Ha fatto lo stesso errore tra l'altro che fece col Bologna quando incrociò davanti a Politano, non solo dandogli la possibilità di avere un 1 contro 1, ma portandogli un doppio uomo addosso e non dandogli la possibilità del passaggio alla profondità. Oggi ha fatto lo stesso errore, tant'è vero che il tiro di Insigne è stato murato dallo stesso Osimhen. Sì, l'ho visto. No? Questo nel primo tempo. C'è poi anche sempre una ragione che bisogna dire. Se un giocatore è stato pagato 14 milioni e un difensore 85, era d'élite, non 80, qualche ragione poi sul campo la dobbiamo vedere, altrimenti sono folli quelli che hanno pagato 85 milioni e non lo sono. Quindi è una vittoria importante, e vi lascio alle vostre considerazioni. È importante perché mantiene il Napoli ancora vivo nella corsa in Champions. Io ho scritto, e ve lo ripeto, che per andare in Champions devono verificare 2 condizioni. Il Napoli deve avere un rendimento eccezionale, ed eccezionale, io sono molto parco nei superlativi, nell'utilizzo dei superlativi, significa veramente da scudetto, cioè nelle prossime partite non può non vincerne 6 e pareggiarne una, cioè può perdere solo una partita. Potrebbero non bastare 76 punti, perché l'altro elemento che si deve verificare è che almeno 3 squadre, a questo punto che lo precedono,
devono rallentare, ma rallentare pesantemente, e non lo stanno facendo. Solo la Roma ha rallentato, anzi la Lazio è la quarta vittoria consecutiva e deve recuperarla un'altra. Quindi è difficile, ma attenzione, ha il dovere di farlo per il senso dello sport, che è sempre una squadra è sempre chiamata a impegnarsi al meglio delle proprie possibilità, del professionismo dei tifosi, anche perché comunque difendere un quinto posto non è assolutamente disdicevole, anzi con un campionato del genere, e perché c'è un'altra ragione: spesso le stagioni si costruiscono sulla scia della stagione precedente, perché partite come quella di oggi, me ne rendo conto, non hanno l'appeal di uno scontro diretto con la Juventus o il Milan, non hanno lo stesso peso specifico apparentemente, invece sono molto importanti, perché l'attitudine alla vittoria si costruisce partita dopo partita e non sperando di vincere la finale perché ti capita per grazia ricevuta. E quindi sono partite propedeutiche, anche se, ripeto, non hanno lo stesso fascino di un Napoli-Real Madrid, ma sono partite propedeutiche quelle che oggi, soprattutto se continui a accumulare un certo tipo di qualità ed efficacia dei risultati, a quella mentalità che poi ti porterà non vincere sempre gli scontri diretti, ma perdere molto di meno rispetto all'ultimo periodo. Sono vittorie che non fanno notizia, ma fanno calcio. E anche, e concludo, perché sul campionato pendono quest'anno parecchie spade di Damocle, per questioni calcistiche come l'affair Suarez, ma anche a questo punto gli affair stipendi di alcune società. E quindi è meglio rimanere in tiro, non sappiamo come finirà, forse con un buffettino e una multa e nessuna penalizzazione, però è giusto rimanere a schiocco di tiro, non andare oltre i 5 punti di distacco dalla quart'ultima. Sul Napoli invece pende un'altra spada di Damocle, perché qualora Gattuso riuscisse anche a qualificarsi per la Champions League, o anche la sfiorasse per un punto, con tutte le maledizioni che uno poi tirerebbe giù, facendo quindi un grande risultato sul campo, ecco, c'è il rischio che l'anno prossimo si ricostruisca e si riparta da zero con una nuova guida tecnica e almeno 4, 5, forse 7 nuovi acquisti, ed è un peccato. Ho finito. Grazie mille Guido per la tua precisissima analisi, e questo è un momento secondo me che eleva, come diceva Peppino, eleva il canale. Sono contentissimo. Chiedo agli amici se hanno una domanda per te prima di lasciarti andare e ringraziarti. Vediamo un pochino. Avevo visto Fabio che ti chiedeva anche sulla gestione arbitrale, se hai visto qualcosa. Allora io ci tengo a giallo di Lozano, io resto un po' perplesso. Rispondo all'amico. L'altra volta sono stato preciso, ma non precisissimo. Ad esempio sull'episodio di Chiesa ho detto: se l'azione la considerano conclusa oppure il pallone è uscito fuori dal terreno di gioco, a questo punto non può essere rigore, altrimenti poi c'è stata molta confusione. Però è stato utile la confusione non nostra nel canale, sì, che si è venuta a creare, perché altrimenti, detto no, potrebbero valutare il fallo, e si valuta il fallo nel territorio di competenza. A questo punto il territorio qual era? Era nell'area di rigore, anche se fuori dal campo Chiesa, e potevano dare rigore se fosse sul fallo laterale. Cioè, dov'è il punto dove io insisto molto? Che è quello della trasparenza e della distanza nei giudizi, e che noi non l'abbiamo. Per esempio, poi rispondo alla domanda dell'amico, ecco, lì era utile, ma per tutte le partite, dopo la domenica, fare una conferenza stampa generale e spiegare le ragioni degli interventi arbitrali, anche della mancato intervento di alcuni, anche ammettendo lì purtroppo il VAR non capiamo perché non è intervenuto, perché aiuta a migliorare la qualità del calcio sia giocato che analizzato, e anche da parte dei tifosi. Tutto questo non avviene e crea poi malcontento, sospetti, eccetera. Il giallo di Lozano da fuori del campo, ciascuno di noi, non per tifo, chiaramente è pesantissimo, perché se ben ricordo è diffidato, sì, o meglio era diffidato e adesso salterà la partita, e mi è sembrato un po' generoso, ma lo stesso quello di Koulibaly, lui ha fatto un intervento pulito e a terra si sta rialzando, è stato un po' furbo il giocatore della Samp. Detto, l'arbitraggio non mi è piaciuto, però non ha fatto disastri e soprattutto non ha fatto incattivire la partita. Ripetiamo, quella di Torino è stata
soprattutto per merito dei giocatori. Quindi mi sembra un giallo un po' generoso, e chiaramente si vede quando un giocatore, vedete, torna da un infortunio, è stato fuori 2 mesi, quindi ha molta voglia di giocare, casomai sia le gambe che le giocate ti escono meno, le gambe vanno meno veloci, le giocate ti escono meno bene, e quindi tu nella tua testa hai ovviamente la tua idea di essere Lozano, che ti escono certe cose e non ti stanno uscendo, quindi tutto, diciamo, più nervoso. Ovviamente subentra, hai solo 23 minuti, quanto più compreso il recupero, quanto ha giocato Lozano, e tutto può creare apprensione. Ecco perché quando certi giocatori vengono inseriti e i tifosi sono troppo severi, ma essere inserito a 20 minuti ti costringe poi che tu ogni giocata deve essere quella fantastica, che devi dimostrare di essere pronto, e invece servirebbe a volte avere giocate molto più semplici e funzionali, solo che quelle che non vanno sulle cronache, perché un passaggio semplice di piatto non ha come il tunnel all'avversario. Non va negli highlights. Non va negli highlights. Angela ci chiede pure un pestone in area di rigore, non è il rigore, quello che poi avviene su Manolas sul calcio d'angolo. Oggi ce n'era più di uno di rigore, ma ormai non fanno più notizie. Ma io insisto, a me interesserebbe, proprio perché non guardo il singolo pestone, ma il sistema calcio in generale, appunto, che uno poi dopo ogni e spiegasse anche per dire questo è stato valutato così, perché poi a questo punto tu hai chiamato fuori gioco sul Mani netto in aria, sull'azione di Osimhen, e quello Mani, però non era stato chiamato fuori gioco, la bandierina non si è alzata perché erano proprio vicini, proprio attaccati. Infatti non poteva essere una decisione del guardalinea al momento. Quello è la classica azione dove devi lasciar correre e fai controllare al VAR, perché già da prima del VAR la regola era nel dubbio non devi alzare la bandierina. Quello stanno proprio attaccatissimi Osimhen e il suo marcatore. Sì, diciamo lo capiremo la settimana prossima, no? Che se metti una vittoria del Napoli, a questo punto possiamo dire anche senza Lozano il Napoli ha vinto, non ha inciso, li ha fatto riposare, però manca anche KK? Sì. Gli arbitraggi sono mediamente ti lasciano l'amaro in bocca, perché ripeto non danno mai l'impressione di padroneggiare la partita con autorevolezza, anche nel dialogo che un arbitro ha con i calciatori. Per questo mi dispiace di più, no? E per esempio il miglior arbitro del mondo è stato per tanti anni Orsato, che era autorevole, non è autoritario, aveva un buon dialogo con i calciatori, poi ha cominciato a fare una vaccata dietro l'altra, è andato ai mondiali e adesso è diventato più permaloso pure lui, ma per almeno un quinquennio era un fuoriclasse in tutto, ripeto, anche nel dialogo, perché poi a volte i calciatori sono un po' bambini, invece l'arbitro dice l'hai toccato, rilassati, stai tranquillo, giochiamo, no? E non anche Mario Rui è diffidato. Sì, no, vabbè, volevo fare chiarezza perché KK non salterà quindi l'Inter. No, non dovrebbe, era Mario Rui e Gemme. Ok. Vabbè, ormai sono in diffida, prima o poi la beccano. Certo. Guido, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e sono onorato di avere questo momento con te nel post partita. Gli amici bellini apprezzano e mi fa piacere. Divertitevi, ragazzi. Grazie. È una buona domenica. È una buona domenica. Vediamo cosa fanno Roma e Atalanta. Specialmente l'Atalanta, perché la Roma adesso la Roma è in vantaggio, Majoral ha segnato allo scadere del primo tempo, ma non la vogliamo guardare dietro, vogliamo guardare solo avanti. Ragazzi, possiamo fare i complimenti sia calcistici che umani a Fonseca, l'allenatore della Roma? Io le ho fatti e mi hanno detto ma quali complimenti? No, ma sta dando una lezione anche a tanti colleghi. Lui ha avuto un campionato da un punto di vista della pressione, delle critiche, forse anche peggio di quello che ha ricevuto Gattuso, anche comunque qualche screzio nello spogliatoio c'è stato, almeno quello di Dzeko, ed è anche il capitano della Roma. È l'unica squadra che onora il campionato italiano nelle coppe e ha la possibilità di fare una semifinale in Europa League. Poi e ti saluto con questo dubbio, poi lo scriverò. Diceva uno dei miei maestri sommelier: tu puoi fare il vino più buono del mondo, ma se te lo bevi solo tu serve a poco.
Puoi fare le magliette del Napoli con lo stilista più bravo del mondo e più belle del mondo, ma se poi le compriamo io e Valerio. Ah, è riuscito. Io volevo sapere dove stavi arrivando. Grandioso, grandioso. Perfetto. Buona serata, ragazzi. Buona serata. Ciao Guido, grazie ancora. Signori miei, vabbè, la qualità se ne va proprio, se ne va fuori dal roof, apre il roof, si chiama Skylight, no, ma ricordo come si chiama, comunque fuori, non so cosa dire. Secondo me come andrà? Come andrà cosa, amico mio? Ah, come arriviamo, tu dicevi, grandissimo, ti saluto assolutamente. Amico, come ci ha spiegato anche Guido e come vi ho detto io in questi giorni, è un macello perché si devono rallentare tantissimo le squadre che ci stanno avanti. Noi dobbiamo contemporaneamente, perché qualche passo falso lo possono fare calcisticamente, statisticamente, ma poi anche il Napoli deve tenere questo filotto, questo andamento da scudetto, come l'ha chiamato anche Guido, altrimenti fai il passo falso tu, lo fanno anche loro e la classifica resta questa. Quindi è complicata e spero veramente fino alla fine di non mollare psicologicamente, perché il Napoli ogni tanto lo sapete che è fragile mentalmente. Conoscete la canzone Fragile mentalmente su Spotify? Se non la conoscete siete completamente pazzi e secondo me qualcuno non la conosce. Se qualcuno non la conosce ditemelo, non la conosco, chi sei? Non vi faccio sapere. Occhio alla Lazio, è veramente fortunata, hanno segnato al 93esimo oggi. Veramente tutte le partite sono state vinte, quelle di oggi, con praticamente Inter Cagliari 1-0, Verona Lazio 0-1, il Napoli 2 gol di scarto, la Juve 2 gol di scarto e la Roma è di un gol in vantaggio. Ciao Fluido, forza Napoli sempre. Ciao Adriano, grande Adriano Brandi, un bacione al mio amico, grande musicista, grande chitarrista blues, ma non solo. Power blues, se ti devo descrivere. Vorrei sapere da te, dopo questa prestazione, Fabian Ruiz Bernardeschi scambio. Ma amico, io ti dicevo di no anche prima, mano a mano Fabian Ruiz sta giocando sempre meglio. Forse 4 mesi fa Fabian Ruiz Bernardeschi l'avrei fatto, ma con soldi, però con molti soldi vicino, perché Bernardeschi ovviamente è un giocatore da recuperare, è un giocatore che non sta facendo bene, e quindi purtroppo no, mi dispiace, dobbiamo rifiutare. Attenzione alla Lazio, sì. Se le magliette le produce De Laurenti non riusciranno a comprare nemmeno Valerio e Guido Gentili. Esatto, Nando, questo è il punto, capisci? Questo è il punto, che la distribuzione già della K non era straordinaria nel mondo, nell'internazionalità, e allora se tu vuoi portare avanti un discorso, teniamo 40-50 milioni di tifosi simpatizzanti nel mondo, ma se i simpatizzanti vanno in un negozio di pallone, di sport, e del Napoli non trovano niente, come la sostengono questa simpatia? Diventa complicata, e allora già con la K così e così, già l'idea Legea era un passo indietro, l'idea Givova era un passo indietro, addirittura esce fuori il discorso potenziale che De Laurenti sta pensando di autoprodursele. A me va benissimo, chi le produce va benissimo, ma abbiamo una forte distribuzione internazionale, perché è importante la distribuzione, non tanto la produzione. Già fa. Scambio Fabian Dybala, se volete. Qua partono gli scambi, non la finiamo più. Roberto Feola, benvenuto. Ma allora analizziamola questa crescita di Fabian. Secondo te da cosa è dovuto? Un amico, Levitan, non so se ti ricordi, credo fosse Francesco Esposito, che diceva che Fabian era un giocatore da primavera, da campi asciutti, insomma, da giocatore che con l'arrivo dei primi caldi, insomma, gioca meglio, eccetera, eccetera. Io credo che le qualità non le abbiamo mai messe in dubbio. Si è anche abituato probabilmente di più. Le ripetizioni aiutano. Fabian non è un giocatore abituato a prendersi il pallone dalla difesa, a impostare da dietro. È una cosa che Gattuso gli ha chiesto progressivamente. Si aumenta anche il feeling con i suoi compagni di squadra, con Demme. Poi si è dovuto alternare con Bakayoko, si è dovuto alternare con Zielinski, insomma, però Fabian era sempre il punto di riferimento. È un po' più di fiducia, un po' più di tranquillità anche mentale.
magari anche la voglia di andarsene perché poi quando ti arriva l'offerta, no? O l'interessamento della squadra importante, tu hai due possibilità: o ti distrai e pensi all'offerta così, oppure ti impegni di più per farti vedere. Bevi, se hai sete vuoi un'oliva, hai ragione amico mio, hai ragione, bravo. Ragazzi, a 500 like vi regalo la maglietta, ce la facciamo? Ce la facciamo stasera oppure non vogliamo fare niente? ADL ha impostato sia a Napoli negli store sia in Italia sia all'estero l'80% degli introiti. Vabbè, ma queste devono essere, capito, problemi in sede di contratto, tu già devi sapere, e se poi la K accetta non si possono lamentare. Il problema è che sono dei rapporti sempre borderline tra ADL e le ditte con cui collabora, capito? Perché lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuto, che è una persona anche affabile, adorabile in certi momenti, veramente affascinante quando ti tratta bene, quando rientri nelle sue sfere di preferenza, e poi dopo è intrattabile, capace che ti manda a fanculo senza mezzi termini e litiga, hai capito? E quindi diventa complicato. Zeta di Balde, cioè tu arrivi e vuoi diventare moderatore. Amico mio, non funziona così. I moderatori hanno fatto una gavetta importantissima, sono dei collaboratori straordinari. Se tu resti come come sarebbe bene fare, se resti nelle nostre schiere e ti vedo un pochino commentare in giro, perché no? Ci sono un paio di nomi che ho intenzione di fare mod prossimamente, anche per dare un po' di respiro alla mia squadra che si fa sempre in 4 per essere presente nelle live e darmi una mano. Aurelio ora produce maglie come produce film, che poi pure con i film non è che stia facendo grandi cose, ovviamente. Oggi sono mancati un paio di realizzazioni in più, però c'è sempre quello stato d'animo di precarietà e pericolo. Per fare un grande finale bisogna acquisire determinazione e dominare la partita. Raffaele, secondo me la partita è stata dominata. Se tu vedi anche le occasioni, siamo stati poco cinici in fase di realizzazione, perché il Napoli poteva fare il raddoppio in parecchi momenti del secondo tempo. Però a un certo punto la Sampdoria un pochino di pressing l'ha fatto un pochino di più, ha alzato un pochino il baricentro, e quindi qualche occasione la devi concedere. Il problema è rimanere in bilico, lo capisco, quella cosa di precarietà è anche perché siamo tifosi e abbiamo una paura fottuta, perché poi il Napoli sembrava in dominio e in controllo assoluto. Scordatevi Nike, Adidas o Puma, manco New Balance o Under Armour verranno. Poi magari New Balance e Under Armour, magari. Vabbè, Adidas, Puma, queste qua sono le multinazionali, insomma. Lo sapete che Adidas e Puma vengono dalla stessa brancia, che alla fine era una sola azienda dei due fratelli e poi si sono divisi? Lo sapevate? Sapevatelo. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, sei perdonato Pasquale, lascia il like, non ti preoccupare. Vale, parliamo di calcio internazionale, ma De Bruyne non meriterebbe un pallone d'oro? Per me De Bruyne assieme a Mbappé, Lewa e Benzema meritano di stare sopra Messi e Ronaldo, tu che ne pensi? Sì, nel senso che Messi e Ronaldo hanno fatto la storia negli ultimi anni, però De Bruyne io lo adoro, cioè vabbè, centrocampista infinito. Bene, anche Benzema sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, il gol di tacco che fa nel classico è una perla. Lewandowski non smette mai di segnare. Mbappé è il futuro, Mbappé insieme a Haaland saranno il futuro, se la lotteranno loro probabilmente per il pallone d'oro. De Bruyne, se vince qualcosa col Belgio, e io ho detto occhio al Belgio perché hanno una bellissima squadra quest'anno, tra Lukaku, De Bruyne, Mertens, insomma difese anche importante, potrebbe puntare. A me sinceramente Gattuso piace, rinnoverei, ma secondo te è la miglior scelta per far crescere il Napoli un giorno, sperare nello scudetto? Amico, sperare nello scudetto non dipende solo dalla conferma dell'allenatore. La conferma dell'allenatore sarebbe buono per non fare un passo indietro di nuovo, perché Gattuso ha imparato a conoscere ambienti e difetti di questa squadra. Invece chi viene, bisogna ricominciare da capo. Per puntare allo scudetto devono fallire
Inter, Milan e Juventus, e tu devi essere pronto a fare la stagione perfetta, come capitò all'Ester di Ranieri. Stagione perfetta, fortunata e fallimento delle altre più attrezzate di te. Il Napoli non può puntare allo scudetto. Dobbiamo metterci l'anima in pace per tutta una serie di difetti strutturali che il Napoli ha e che non lima negli anni, anzi se va a peggiorare. Se passiamo da K all'Egea andiamo a peggiorare. Quindi non è questione nemmeno di Gattuso, non basta un allenatore vincente per vincere. Legacy Ancelotti. Gennaro, assolutamente sì, prometto, spero già domani di avere tempo, perché domani, lo sapete, alle 9 del mattino esce l'approfondimento tattico della partita qui sul canale, e poi dopo magari vediamo di andare live. C'è anche un documentario Adidas Fuma, che storia, infatti me lo voglio andare a vedere, bellissima quella storia là. Se dobbiamo ripartire da capo, Gattuso non può essere l'uomo perfetto, si fa l'allenatore esperto lui e grande rosa noi col tempo. Sì, io te l'ho detto, lo sai come la penso, sarebbe dobbiamo essere fortunati con il nuovo, che vada tutto bene all'inizio, così da creare una situazione positiva nell'ambiente. Però ragazzi è evidente, no? Che quando arriva poi il silenzio stampa noi non sappiamo nemmeno in che stato d'animo sta Gattuso. Può essere pure, vi dico una cosa forte anche, Gattuso è il tipo che si appiccica con Bakayoko davanti alle telecamere col Milan e poi chiede proprio Bakayoko per il Napoli nel mercato. Gattuso è quello che manda Lozano a casa, non si è allenato bene, Allan a casa, non si è allenato bene, e poi ci punta tantissimo quest'anno. Gattuso non è rancoroso, cioè è uno che va allo scontro diretto anche in maniera fortissima, anche davanti a tutti, però non è che mantiene il piglia, mi hai fatto questo, adesso croce nera su di te. Potrebbe anche essere che in uno scatto, perché secondo me De Laurentiis un tentativo lo farà se si va in Champions, di confermarlo. Potrebbe anche essere che Gattuso arriva a un chiarimento, poi ci sono delle figure nella società che noi abbiamo individuato che non, secondo me non sono compatibili con l'uomo Gattuso e continuano a non esserlo. Però potrebbe anche pensare, guarda, magari un anno di tranquillità con i patti chiari, l'amicizia lunga, il mercato che decido io, si potrebbe anche fare. Però il silenzio stampa non ci aiuta e possiamo fare solamente delle ipotesi, perché non sappiamo in che stato d'animo sta. Bevo, sì, hai ragione, ma non solo bevo, io devo andare anche a... Quello è un altro paio di maniche, ovviamente. 400 like, ragazzi, mancano 100 like alla giveaway. Attenzione a Mary. In un'altra vita Gattuso deve essere stato un carpentiere, perché come martella lui per 90 minuti nessuno mai. Forza Napoli sempre, amici bellini. Grazie infinite Mary per il tuo supporto, sei straordinaria, sei sempre presente, sei una di quella che scrive sempre commenti memorabellini, dovresti vincere tutte le settimane praticamente, ma ho scelto questa volta Francesco Esposito perché straordinario quello che il sottolineare l'intervista con Bruscolotti mi faceva piacere, ma qualcuno non l'ha visto e allora è il momento dello spottino VAR, perché ragazzi non ci dimentichiamo che il Napoli ha rischiato un pochino, perché se non fosse intervenuto il VAR Valeri aveva detto tutto a posto, non le aveva viste le mani sulle spalle di Koulibaly e la Sampdoria aveva pareggiato e poi fragili mentalmente eccetera eccetera. Meno male che c'è il VAR, invece in un'altra partita il VAR è stato spento. La storia di un arbitro. E dai, questo è un leader, così si fa. Con l'amore per un calcio sano e pulito. E allora, signori, partita! Tutti però, Finché un giorno fu designato per Juventus Napoli. Gattuso, il grande Ringhio. Lo sapevate, no? Che molti lo chiamano Ringhio. E dovette affrontare la triste realtà. Motore partito. Volevate anche rigore. E azione.
Ma il calcio malato non faceva per lui. Era deciso a vendicarsi. Eccoli sti bastardi, eccoli là! Ma chi? Ora faccio vedere chi! Pezzi di Regia di Serenity. Prendo il messaggio di Keynes. No. Capisco quello che dici, ma l'Inter che vincerà lo scudetto non mi sembra una squadra perfetta. L'unica che ha fallito è la Juve quest'anno, quindi un buon allenatore più terzino sinistro buono, chissà. Sì, però l'Inter ci arriva a questo anno con una crescita societaria progressiva. Cioè si è avvicinato già l'anno scorso, arrivando secondo ad un punto, 2 anni fa così e così, ma insomma stavano mettendo i tasselli giusti per completare la rosa e hanno avuto anche, ragazzi, una stagione dove, uscendo subito dall'Europa, si sono potuti permettere di giocare meno partite in generale. Tutti i giocatori chiave sono sempre stati titolari, parlo di Lukaku, parlo di Barella, parlo di Andanovic, De Vrij, Bastoni, ad un certo punto tu la formazione dell'Inter la puoi dire, è facile da dire. Andanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, poi si sono alternati Eriksen che è tornato, ogni tanto Vidal, ogni tanto chi c'era, Gagliardini, eccetera eccetera. A sinistra Perisic, poi si poteva alternare con Darmian, si poteva alternare con Young, Lautato sì mi signore, potete fare questa cosa qua. Che è successo? Sto parlando, che cos'è? Che sta succedendo? Mi interrompe e non capisco. Insomma, e quindi l'Inter ha avuto a disposizione tutta questa situazione qua e quindi non è facile per le altre. Andiamo a vedere. Ok, e io che cosa posso fare? Che cosa posso farci, amico mio? Mi dicono dalla regia, da 408 like sei sceso subito a 392, è inconcepibile. Dobbiamo telefonare YouTube e dobbiamo capire che cosa sta succedendo, perché io voglio arrivare a 500 like per la giveaway, ma se scendono improvvisamente si sono abbassati e veramente non sto capendo che cosa sta succedendo, ragazzi. Siamo veramente in difficoltà di algoritmica. Non so cosa sta succedendo. L'unica cosa che posso pensare è un'armata di account fake di miei nemici avversari che vengono, mettono i like, mi illudono che stiamo arrivando e poi li tolgono tutti. Immaginate un pochino la gente come deve stare male se questa è la cosa, altrimenti non mi spiego che cosa sta succedendo e probabilmente poi YouTube li riaggiunge dopo, non lo so, vediamo un pochino. A questo punto siamo comunque in 300, direi di regalarvi questa maglietta. Siamo tra 2 minuti, anzi organizzo subito come si dice, la pagina con il sito per fare il random picker, si chiama, che prende il commento random sopra il video della giveaway che voi avreste già dovuto commentare con il vostro nome e username Telegram col quale siete iscritti al canale Telegram. Random picker. E perché non potevi mai aspettare? Se YouTube non ci... Se YouTube non riaggiunge, è così. Ah, stiamo scendendo proprio a picco. Benissimo. Va benissimo, e allora ragazzi è arrivato il momento di far intervenire i falchi di mare, è arrivato il momento di... Sì. No, non può essere casuale, no, ma infatti ci sono delle cose che sto studiando e di cui non posso ovviamente parlarvi, però vediamo un pochino che cosa succederà.
perché stiamo veramente in difficoltà, eh? Cioè, no, in difficoltà, è una cosa che non capisco, non riesco a spiegarmi e mi dispiacerebbe. Vabbè, Coccrune gli devo per i 1000 like. Può essere, Fabio, perché noi abbiamo distrutto completamente tutte le previsioni quando abbiamo fatto le live contro il Milan e contro la Roma, e abbiamo superato i 1000 like, siamo arrivati a 20.000 visualizzazioni per quelle live, roba che non fanno né le televisioni né le radio, credetemi quando vi dico questa cosa qua, perché gli addetti ai lavori io ci parlo, questi numeri non li fanno. E io so solo io. Vedi, stanno pareando. 3,52, poi 3,50. Stanno pareando. Vabbè. O abbiamo distrutto l'algoritmo e YouTube non riesce a sostenere il fatto che io dall'America coinvolgo tutte queste persone dall'Italia e stanno andando in difficoltà. Non lo so come andare. Che ti sei perso, Giuseppe Argento? Ti sei perso 2 spottini mandati che la gente ha apprezzato tantissimo, che abbiamo forato, c'è una perdita di like, esatto, come dice Roberto M, e quindi i like se ne scendono così e non fa niente, caccia fa. È assurdo, Vale, mi sono ritrovato il dislike quando avevo messo like, niente di meno. Ah, e questo spiegherebbe anche quelli che sono iscritti e poi quando vanno sul nuovo video si trovano non iscritti, perché capita anche questo. E quindi, capito, scendono anche i dislike. Mamma mia, YouTube sveglia, perché non ci troviamo, eh? Non ci troviamo. È un'emorragia di like. Non credo siano ieri, altrimenti quei like tot sarebbero diventati dislike. Può essere, non lo so. Guardiamo l'Atalanta insieme. Amico mio, non credo di farcela con la voce. Ma siamo praticamente pronti. Voglio regalarvi questa cosa prima che ci fanno caré proprio, ci fanno caré tranquillamente. Signore, gli Hikers si rubano i like, signora? Ah, Iannuz, grande Paco, grande, come no? Wow, al Black Staff ho fatto una delle serate bellissime. Al Black Staff siamo partiti con il tributo Black Sabbath, con il grande Sasavi Cidomir, come no, Iannuzzi, come no? Grande Paco, ma qualche amicizia in comune prima o poi doveva uscire, non è possibile. Non lo so, amico, non lo so, vedremo un pochino che cosa sta succedendo. Sono fragile vocalmente, è vero, in questo momento devo anche finire di registrare una canzone, quindi vado in difficoltà. I limoni, Neschi non viene più nel mio canale, vedermi assieme era una festa per noi, cercate di organizzare una live assieme, siete bene del calcio. TD, assolutamente sì, io con Neschio sono in contatto sempre, è più un problema mio che ho poco tempo per organizzare anche le ospitate, sto facendo un macello, ho dovuto dire di no a un sacco di persone che mi hanno invitato nelle loro live, purtroppo è un periodo finché non finisce aprile dove sarò molto molto impegnato e allora preferisco andare veloce anche da solo, che so gestire anche i tempi, se c'è un imprevisto taglio, e voi mi capite. Vabbè, lasciamo perdere questa storia dei like, perché non è così. Vale, ma uno può essere mod anche se non è abbonato? Chiedo per un amico che vorrebbe entrare nella squad. Sì, non bisogna essere abbonati assolutamente. È avvenuto dopo in realtà l'abbonamento, cioè Falco è stata prima mod per esempio che è abbonato, Fabio Versatile è stato con me da sempre, Polly per esempio non è abbonata, non deve esserlo, è comunque moderatrice. Allora, vediamo un pochino ragazzi, credo che ci siamo, devo fare un passaggio obbligato che dovrebbe essere questo, vediamo se riusciamo a farlo al volo. Il passaggio è questo qua, live match. Quindi nel live match voi vedete qui, questo è il video, questo è il link del video, ho filtrato i duplicati, nel senso che se qualcuno ha scritto 2 messaggi sono filtrati, non mettiamo le risposte ai commenti, get YouTube comments, lo ripetiamo, 206 commenti unici
e andiamo qui, lo vedete tutto live, tutto dal vivo. Speriamo bene che il vincitore sia correttamente iscritto al canale Telegram con il username eccetera eccetera. Siete pronti? 1, 2, 3, via. Antonio Caputo, ciao Vale, complimenti per la crescita del canale, il mio user Telegram è FratroCap, che poi è un nome bellissimo, non ci posso credere. FratroCap, adoro, è un username memorabellino, un abbraccio. Quindi ragazzi, il vincitore è Antonio Caputo. Per correttezza ovviamente vado sul canale Telegram, dove in questo momento ci sono 617 iscritti al canale Telegram. Vado tra gli iscritti e cerchiamo FratroCap e eccolo qua, grande Antonio. Ovviamente faccio vedere velocemente per privacy, perché magari non vuole far vedere, ma tutto a posto, tutto in ordine. Complimenti ad Antonio Caputo. Antonio Caputo, ma diceva Antonio Caputo, che cosa sei tu? Antonio Caputo, no, non lo so se era Antonio Caputo, ma non lo so e non ha importanza, perché mi riferisco al film La storia di Iscrivetevi al canale. partito un'altra volta Spottini. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Dove sta? Qua, vittoria di Antonio Caputo. Non so se Antonio Caputo è in questo momento collegato. Complimenti ad Antonio, che contatterò in privato. Lui mi dirà quale maglietta vuole, mi dirà i suoi dati, mi dirà la sua roba. Tra l'altro vi devo anche far vedere. Era Alfonso Caputo, bravissimo. Alfonso Caputo, che cosa sei tu? E lui se ne va. Se ne chiude, tutto a posto. Un po' di bordello, ma leggermente non si è capito niente. Veramente c'è stato un momento di tutto a posto. Ci saranno altre giveaway sempre, amico mio. Le giveaway non mancano mai. Devo ancora decidere a 10.000 che cosa facciamo, perché è un numero importante, però a 10.000 ce ne sarà un'altra sicuramente. E grande, complimenti. Non era Ciccio Caputo, non era Francesco Caputo. È uscito pure un po' di bicarbonatuccio. Se vedo l'algoritmo per strada sputo in faccia. 7.600 iscritti, hai capito YouTube? Non fermi la comunità bellina. Siamo arrivati già a 7.600. 7.600. Sì, è proprio vero. Brava. Si è scassato tutto macchinare la mezz'ora, e infatti stavo facendo la mezz'ora, era bellissima. C'è penuria di like, e no, un like con la peluria non è possibile, ma è meglio con la faccia liscia. So che c'entra poco. Come va il rap negli USA? Va bene, è probabilmente uno dei generi musicali. Sapete che ve la dico questa cosa, ci riflettevo ieri. In America la country music, no? Non è la country come pensiamo noi, la country music quella col banjo. La country music, che si chiama la country stadium music, sarebbe il pop, quello più sputtanato, quello là più ti amo e andiamo nel campo di grano con il nostro track color rosso e ci baciamo, ti togli i jeans, la birra fredda. Ho capito, mi sono reso conto che la country music per gli americani è come la musica neomelodica per noi, cioè un testo probabilmente di una banalità sconvolgente, anche parole insomma discutibili in questo testo, canzone d'amore principalmente, argomenti semplici e anche un accento molto marcato, un accento quasi del sud, insomma da dove poi il country arriva. Mi sono reso conto che il country è la musica neomelodica americana. A me piaceva la musica country, mi sto abituando alla musica americana e comincia a non piacermi più la musica country. L'ho detta,
L'ho spiegata e questa era una parentesi importante sotto questo punto di vista. C'è stata una moria delle like, come voi ben sapete, numero uno appropriatorio. A 10.000 tuta, scarpette e parastinchi, pure può essere. No, Mario delle Vedove non è, vuole essere modo, poi è poco umile, nonostante molto attivo, non è poco umile. Mario delle Vedove è straordinario. Mo' vediamo, però non parlarne male, voglio dire, vediamo un pochino che cosa si può fare, eh? Vediamo un pochino. Avevamo tutti paura che dopo la Juve si afflosciassero. Gli vogliamo fare i complimenti ai ragazzi per lo 0-2 di oggi o no? Ottavio, bravo, facciamoglieli i complimenti, che non era una partita facile, era una partita trappolissima. In Brasile si chiama Sertanejo, l'ho detto bene, o Sertanejo Universitario, vedi? Antonio Caputo! Pure arrivano in ritardo le cose, madonna mia. A YouTube non va giù, non fa niente. È un tributo alla Campania. A 10.000 già sai, parleremo in spagnolo. Ah, questo senza dubbio, amico mio. Grazie. No, complimenti ad Antonio Caputo, mica a me, ovviamente. Sì, Roberto M, sì, è una piccola straordinarietà. Allora, vale reale il possibile trasferimento del capitano al Milan? Ne ho sentito parlare, amico mio, non la vedo una cosa logica, sinceramente. Perché il Milan comunque ha dei giocatori giovani. Qualcuno diceva magari per far crescere Aughe sotto l'esperienza di Insigne. Non la vedo una cosa possibile. Il Milan che comunque non... L'insigne di Raiola magari uno ci pensava, eccetera eccetera, ma il Milan che non riesce a rinnovare il contratto a Donnarumma, mi sa di giochi di procuratori, mi sa di giochi del genere. Buonasera Arceus, Road to 400, che facciamo? Tornare? Ragazzi, sì, ritorniamo a 400 like, vediamo se qualcuno è arrivato nuovo e me lo può mettere, visto che i like spariscono. Scusate, ma che è successo? Ospina che si stoppea, ha dato a 1,01. Un saluto da Richmond, va Yusa. Grazie amico mio, benvenuto, welcome so much non si dice, però io lo dico. DMX, yes, DMX, sì. Assolutamente, basta un poco di zucchero e i like vanno giù, cioè quando mi parli di zucchero a me mi viene in mente una sola citazione che ho visto ieri, che mi riguardavo quegli strani figuri di tanti anni fa, e all'inizio Peppanella dice: è andato a comprare il zucchero, i portogalli e l'olio che era finito. Voi lo sapete cosa sono i portogalli in napoletano? Non è difficile. Ditemi cosa sono i portogalli, perché magari qualcuno più piccolo, qualcuno più giovane non sa cosa sono i portogalli. Ditemi cosa sono i portogalli, che poi è analizzato, in realtà in napoletano è o Portugal. E Portugal, ditemi cosa sono, avanti. Esatto, bravissimi. E sapete perché si chiamano così? Ci sono un paio di storie tra mito e leggenda. Perché si chiamano Portugal. Van Basten, il fenomeno, sono nati campioni. Osimhen deve lavorare come una... Sì. Le arance, bevo. Ti saluto Vincenzo, assolutamente. Esatto, perché poi qualcuno diceva che erano quelle là che venivano da Palermo, e poi veniva anche utilizzata anche a livello dispregiativo quando c'era un po' di maretta, ma c'era una cosa più leggenda che altro, che praticamente quando i francesi, durante come si dice, la dominazione francese, quando poi distribuivano il cibo al popolo, e dicevano, c'era un'abbondanza di arance che venivano pure dalla Sicilia, che era insomma il prodotto più esportato, arrivavano quelli, l'esercito, insomma chi distribuiva, e dicevano: Pourtois, per te,
per voi, no? Courtois. E quindi tutta la gente, oh, stanno arrivando i Courtois, Portogallo. E quindi è bellissimo che le arance, signora, le arance, e Courtois alla Palermo, e veniva questa cosa qua. E mi piace questo mito, non credo sia proprio per questo, però è bello anche questo, tra mito e leggende, Courtois. E quindi Peppe Nel, quando dice no, devi andare a comprare il zucchero, perché in napoletano è un errore, ma è un errore fatto apposta, il zucchero, perché fa più ridere in generale, il zucchero, i portogalli, perché lei vuole far finta che parla bene italiano, i portogalli e l'olio che era finita. Ho una Filumena imbuttunata a chest. La sigla di Super Quack. Sì. Buonasera e complimenti per quello che fai. Grazie Salvo, grazie mille. No, ma che so tutto, è che ogni tanto mi vengono delle curiosità e cerco su internet e mi piace poi condividere con voi. Portogallo pure, questi sono questi le tre motivazioni. A me quella che piace di più è quella là francese, perché è interessante. Osimhen potrà diventare un bomber la prossima stagione? Io lo spero tanto. Botman, ma lo spero tanto. Sicuramente l'impatto con la difesa italiana lo deve subire, però sta crescendo, lo vedo in crescita e possiamo. Su Reeducational Channel, sì, Vasi Nicola, è bellissimo. Basilico, perché è difficile. Basilico la B in napoletano deve diventare V. Rammanuvas, no? Dammi un bacio. In napoletano non è un bacio poi è diventato dopo, ma nel napoletano vero, arcaico, è Rammanuvas. Quindi la B deve diventare V. Quindi o Vasilic e poi Vasinic, Vasinicola, perché fantastico. Una roba fantastica. Che ne penso di Gattuso? Amico mio, allora ti devo dire benvenuto, perché evidentemente sei nuovo e quindi benvenutissimo sul canale. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sei completamente pazzo perché non sai cosa ne penso di Gattuso. Gattuso è un buon allenatore, è un grande uomo. Ha fatto degli errori come li fanno tutti gli allenatori al mondo, ma è stato tranciato sul personale da una serie di addetti ai lavori della stampa che non hanno avuto vergogna e che non hanno vergogna nemmeno a dire dopo: no, adesso il Napoli deve lottare per lo scudetto, ma come tu lo volevi cacciare fino a 2 settimane fa e poi dopo perde con la Juve, allora no, se lo cacciatelo di nuovo. Si faccia presto, vediamo un pochino dalla regia che cosa ci dicono. È importante perché non c'è fretta. Io voglio tenere sempre un ottimo ritmo, ma non c'è nemmeno fretta. Vabbè, e quindi sì. Ma tu questo per esempio non devi per forza squillarmi per questo, perché queste sono considerazioni per il post. Andiamo avanti. Osimhen o Cavani? Cavani senza dubbio. Speriamo che Osimhen possa diventare meglio se ammazzo così, ma Cavani era un alieno che ha segnato 104 gol in 3 stagioni, non c'è proprio dubbio. Io sono il Vascio, suonavo il tributo a Vasco e sono il Vascio nel Vascio, il Vascio, no? Il basso napoletano. Cannavaro al Napoli come lo vedi? Ma tu intendi Fabio Cannavaro come allenatore? Anche lui è da considerare un allenatore giovane che ha vinto tutto, quindi conosce delle dinamiche, quindi mi piace l'idea che sia napoletano, che conosce l'ambiente, le dinamiche e tutto cosa, però è un allenatore giovane che sta facendo esperienza in Cina e quindi deve conoscere certe altre dinamiche italiane, europee, eccetera, eccetera. Una scommessa a tutti gli effetti. Fate presto, si faccia presto. Dai Ottavio, dai, bravo Ottavio.
Anche Sarri, ma certo, senza dubbio. Sarri non ci dobbiamo dimenticare che giocava solo con 11 di loro, che era refrattario al turnover, che li ha fatti stancare, che quando poi abbiamo steccato quelle 2 o 3 partite abbiamo detto Sarri perché giocano sempre gli stessi, allora quando poi devi mettere il sostituto non è pronto, e però qualcuno per difendere diceva però se non è mai pronto quelli metti a fare, se gli altri giocano bene. Il risultato alla fine decide sempre quello che succede. Vascio Rossi. Ah, segnato il Matador? I dislike sono sempre gli stessi. E vabbè, non lo so. L'ascensore dei like. Stracciate il tesserino. Esatto. Stracciamo subito il patentino. Immagini se qualcuno ti chiedesse cosa ne pensi della parmigiana di Fidanzano. E vabbè, là c'è solo da fare gli occhi a cuoricino e declamare una poesia. Fabio Cannavaro, direttore sportivo, ecco. Poi non so, ovviamente con queste figure tu devi avere un buon numero di cioè devi avere un buon telefono, oltre che essere bravo, devi avere tanti numeri, tanti contatti. Che allenatore prenderesti tu? Sia impossibile che realistico. Allora, impossibile, io Guardiola a Napoli lo vorrei vedere, se mi chiedi. Lo stesso Bielsa mi intrigherebbe perché è uno folle, insomma è uno particolare, eccetera eccetera. Tra i realistici si è parlato di chiunque, ma uno che non si è detto e che magari mi piacerebbe anche come uomo, e De Laurentiis ci aveva pensato, era Mihajlovic, che ricordiamo Mihajlovic disse di no. Mihajlovic in quell'anno mi pare che andò al Milan, decise di andare al Milan, non mi ricordo bene, e poi De Laurentiis virò su Sarri. Ricordiamoci che Sarri non fu la prima scelta, quando si parla del culo di De Laurentiis, non fu la prima scelta Sarri, poi fu bravo De Laurentiis a difenderlo a spada tratta, però Spalletti, Mihajlovic, Costanzo Sorrentino, ma benvenuto amico mio, guarda Lozano che fa così, queste poi le sono di Los Angeles, ma benvenuto amico mio, benvenutissimo, you just became a sponsor. You know what sponsor means? It doesn't mean this, lo sponsor eccetera eccetera. Sponsor è uno che sponsorizza, cioè che aiuta, che sostiene, che supporta. Nessun allenatore funzionerà bene senza un signore che faccia da tramite tra la società e il gruppo squadra, purtroppo, e io sono d'accordo. E anche quando ce l'hai, il tramite, alle volte le cose non funzionano, però è meglio averlo, perché così qualche cosa succede, puoi evitare qualche errore, Speriamo no Juric. Bielsa Guardiola dura meno delle speranze prima di un Juve puteolana. Benvenuto. Meno 15 like, vediamo di arrivare a 400 ragazzi, ma giusto per me, per un fatto di, perché lo so che li avete messi, cioè questo ragazzi, fatemi dire beh, questa è li vedete i TVB? Vedete i TVB dentro agli occhiali? Non li vedete? Non è per cattiveria, perché qualcuno si è dimenticato eccetera eccetera, lo so, li avete messi già. Però volete controllare sul vostro dispositivo se il vostro like è chiaro, grigio scuro, non lo so, magari è colorato, blu, eccetera, eccetera, perché può essere che vi hanno tolto il vostro. Allora controllate un attimo, ammonizione TVB a YouTube immediato, perché non ci sta capendo niente e non voglio fare illazioni, non voglio piangere sul latte, sui like versati, tutte queste cose qua. Vediamo un pochino se qualcuno si è dimenticato o qualcuno che gli hanno tolto proprio il suo, e risolviamo e capiamo questa stranezza. Si chiama Stranezze il ristorante dove faticavo. 395, dai, un ultimo sforzo. Nel frattempo controlliamo se la Roma sta ancora 1-0, siamo al 90esimo, quindi la Roma è entrato Pastore, pensate un poco, live è entrato Pastore e the squad lo so chi è che è lo squad. Tu sei un amico bellino? Assolutamente sì. 393 alla grande, i TVB partono sul latte versatile. Questa è bellissima. Mai piangere sul latte versatile, sui like versatili. TVB blu, i dislike sono sempre gli stessi, ok.
quelli ci stanno, mi piacciono, li voglio. Costantino, grazie, benvenuto, iscriviti al canale, non perdere questa occasione di iscriverti al canale adesso e di cliccare sulla campanella. Allenatore a parte, tenendo questo modulo dovessimo avere un Fabian in meno, punteresti su CC con Ziel Udem e De Paul sottopunta con Mertens in alternanza? Mi piace tantissimo, Roberto, così come l'hai detta, e si può anche decidere in corso d'opera, in corso di stagione, se è meglio Zielu più avanti o De Paul, perché lo stesso De Paul, che io lo vedo bene e meglio da trequartista, può, e nell'Udinese lo fa perché è di necessità virtù, è il giocatore con più qualità, quindi a volte si viene a prendere il pallone anche indietro, quindi De Paul può giocare anche al centro vicino a Demme. Mi piace tantissimo, 401, yes. Sorry, what happened? the red little horse. TVB YouTube. Vogliamo come prossima ospite Yolanda De Rienzio. Stefan, ma tu sei un buon gustaio allora, eh? Sei un buon gustaio. Sei un buon gustaio. Ce la faremo ad arrivare al terzo posto, Gabriele, è difficile. Se tu ti iscrivi al canale più possibile, è probabile. DS Carnevali, Mister Pippo Inzaghi, non mi dispiace, Caputo, non mi dispiacciono entrambi. Carnevale, cioè, sì, capito? Ciao, sono un milanista, non fa niente anche se sono milanista e solo qua. Assolutamente no, Milan sacco. Noi qua, io ho appena parlato, vedi, ho appena identificato il Caputo Francesco, lui è juventino ed è qui. Ci sono interisti che passano qui, romanisti che mi vogliono bene, c'è un laziale che era abbonato. Ragazzi, assolutamente, benvenuti. Se vi divertite, a prescindere poi dai risultati così, voi lo sapete, io mando gli spottini, io faccio tutte queste stronzate con questi due, così c'è Saverio solito. Dai, assolutamente, vieni qua, iscriviti al canale, secondo me ti divertirai, perché c'ho un'idea dello YouTube in generale un pochino diversa, vediamo, è una sorta di trasmissione televisiva in fondo. Pronti l'anno prossimo con le magliette Naples Edited by ADL made in Taiwan, ovviamente, per risparmiare sono io il vostro stilista. Io poi non voglio parlarne, ma insomma, cioè, queste sono ben fatte, voi lo sapete dove trovarle, insomma, nei link dei video, eccetera, eccetera. Non voglio fare pubblicità nella live, ma sono ben fatte, cioè, sono uguali, le repliche sono uguali a quelle che poi, più o meno, dipende poi da chi lo può fare, e probabilmente quello vuole fare, quello ha in testa. E secondo me l'idea l'ha avuta su questo canale, perché mi dicono che controllano tutti dalla società, ci vedono, ci leggono. Secondo te perché ADL non vende Mario Rui e prende un terzino decente? Questa è la domanda da $1 milione. Dovremmo chiederla anche al procuratore di Mario Rui, che è il procuratore anche di Di Lorenzo e anche di Yusai. Ragazzi, il terzino sinistro è una cosa atavica. Nel momento in cui si fa male Gulam e tu resti con Mario Rui fa quello che può, ma Mario Rui ha dei limiti. È una di quelle cose che il Napoli deve mettere a posto, perché senza i terzini forti si va in difficoltà. Marcello Burlon collabora per le maglie del Napoli, spettacolo. Lì però ti devo dire, Charles, a me piace l'idea di avere una maglia speciale come fanno tutte le altre squadre, no? Per esempio la Juventus, il Manchester mi pare fece, c'era un'altra squadra internazionale che ha fatto la versione di William Farrell, brutta, fatemelo dire, brutta, però è un fatto di marketing importante, perché maglietta speciale, me la compro, eccetera, eccetera. Quindi ben vengano operazioni del genere con Marcello Burlon, che io non conoscevo tra l'altro e sono andato a googlare, eccetera, eccetera. Nega, Marcello Burlon un pantaloncino costa $400, cioè è una marca importantissima che proprio la gente impazzisce, va bene. Poi quanto costerà la maglietta, che probabilmente vedremo contro l'Inter, così si dice, la maglietta ufficiale del Napoli di Marcello Burlon? Quanto costerà? Credo che fate bene a iscrivervi al canale, a seguirmi, perché poi nel caso, appena posso, ve la faccio trovare io. Credo, Rui ha dei limiti, ma ogni limite ha una pazienza. Giovanni, non potevi dirlo in maniera migliore. Geo X Vani 94, ma molto più esperto del 94 che voglio dire, io sono dell'83, ma voglio dire.
Allora, però viva Gattuso, perché non ci prendiamo Gattuso come allenatore? Bah. Ho letto che Insigne non avrà un aumento per mancanza di soldi. Il procuratore ha detto e ha dichiarato, ha detto smettetela di inventarvi notizie perché l'incontro con la società non c'è ancora stato. Quindi sono tutte ipotesi, il fatto della mancanza di soldi, dell'aumento, dell'offerta, della cosa. La t-shirt sta anche 200, ma infatti sono prezzi assurdi, cioè boh. A me piacerebbe Bielsa ma è loco, comunque il pacchetto De Zerbi Caputo non mi dispiacerebbe. Certo, Caputo terzo attaccante però, cioè non è che punti su Caputo, terzo attaccante va bene, insomma così, Osimhen, Mertens, Caputo, tanta roba, rinunci a Petagnone, ci sto, però io ho paura della fase difensiva di De Zerbi, poca esperienza in Europa, pochissima, anzi zero. Mi piacerebbe come allenatore Montervino, uno non napoletano ma innamorato del Napoli. Vedi, questa è una bella considerazione, che conosce l'ambiente Napoli tanto, è molto affezionato all'ambiente Napoli, un capitano a tutti gli effetti, non napoletano che conosce, sì. Ovviamente deve fare la sua gavetta prima di venire ad allenare in Italia, una squadra così importante, in Italia, cioè in Serie A, in una squadra così importante. Mi tengo Petagna, tra Caputo e Petagna c'è caratteristiche diverse, dipende dal calcio che vuoi fare. Il massaggio di Rita Gio continua sempre, è vero ragazzi, ma è tutto a posto. Facciamo così. Voi non l'avete mai visto Gio da dietro? C'ha la coda. Andateci piano. Klopp e Salah, vabbè, e allora se dobbiamo decidere, amico mio, sì, tra le cose impossibili, io ho citato Guardiola, ma l'accoppiata Klopp-Salah me la prendo, È finita, vince la Roma 1-0. Allora diamo un attimo uno sguardo alla classifica, anche se manca ovviamente l'ultima partita, quella più importante, perché in questo momento, ragazzi, clamorosissimamente, se finisse adesso noi saremmo quarti a 59 punti, con la Juventus terza a 62, il Milan a 63, l'Inter eccetera eccetera, ma l'Atalanta deve ancora giocare e sono a 58. Se l'Atalanta pareggiasse, noi resteremo in vantaggio per gli scontri diretti, se non sbaglio, sì, perché abbiamo fatto un gol in più. Pensate quanto è importante un gol. Speriamo che la Fiorentina vinca, la Roma si rifà sotto alla Lazio, ma sono comunque indietro. Dai. Perché non vi vendete Bobotta? Sì, amico mio, è una situazione strana. Bobotta, insomma, è stato comprato, cercato dal Napoli per tanti anni, poi finalmente è arrivato, è uscito un po' dai radar. Gattuso non lo vede in questo momento con questa formazione, specialmente. Gattuso ha dichiarato Lobotka è solamente un centrale da 4-3-3, smentendo anche se stesso, perché Gattuso aveva detto no, può fare anche la mezzala, poi lo ha messo anche da sottopunta. Evidentemente in questo schema, in questo sistema di gioco, con gli equilibri che ci siamo creati con il trequartista, a due lui vede solamente Demme, Fabian, vede Elmas meglio, vede Zielinski meglio lì, ma non vede Bobotta a due, quindi è sparito un pochino dai radar. Petagna Giovellecchia lo dai a mangiare. Niente, io non lo capisco. Ti piacerebbe Xavi? Sì, è affascinante. Non ho visto giocare le sue squadre, anche lui deve fare esperienza, ma un giocatore talmente intelligente, talmente straordinario, che sicuramente avrà delle idee. Però, capito? Siamo alle solite. Xavi era fantastico, Xavi in campo. Era fantastico in campo anche Pirlo. Pirlo ha deluso come primo anno come allenatore. Ti chiami Xavi nel Napoli, gli fai fare l'allenatore del Napoli, può deludere tranquillamente. Non possiamo guardare è arrivato il centrocampista più forte che teneva il Barcellona, sicuramente fa giocare bene la squadra. No. Quindi teniamo bene in mente questa cosa qua. Quanto è probabile un pareggio tra Fiorentina e Atalanta? Difficilissimo, ragazzi. Pareggi
sono difficili, sarebbe una bellissima cosa, io firmerei per un pareggio. E De Canio ha già allenato il Napoli, ma deve rimanere Gattuso, lui conosce tutti i problemi oramai, sì, li conosce anche De Canio perché De Canio sta seguendo molto il Napoli. Sì, è vero Gennaro, è vero. Bill de Blasio è di origini, insomma, campane, tra Avellino e Benevento, e spesso è stato pizzicato con la sciarpa del Napoli. Assumi un traduttore. Noi parliamo tante lingue su questo canale, lo sai, Tore, no? Io parlo inglese, italiano e napoletano. Fabio Versatile parla tutte le derivanze spagnole. Polli parla tutte le altre lingue. Quindi non dovremmo avere problemi, eppure ci sono dei problemi. Klopp è straordinario. Fabian fa vedere quello che sa fare. La difesa fa paura, ma il gioco è più fluido. E con l'Inter, ragazzi, speriamo di rivedere quel Napoli. Io già se rivedo il Napoli che abbiamo visto all'andata, già sono contento, perché mi piacque. Ma secondo me, insomma, è una partita da tripla senza dubbio, con una squadra che è fortissima, perché è fortissima, stanno vincendo lo scudetto in carrozza. Un pensiero poetico per l'occasione. Chi è là nella sala operatoria? Non voglio estranei. E quel marinaio chi è? Ma professore, quella è la sorella del marinaio, fosse anche la sorella dell'ammiraglio. Non voglio nessuno nella sala operatoria, non voglio, quando opero non voglio nessuno. Vero. Allegri è impagabile anche per lo staff appresso, senza dubbio. In un futuro lontano, tolto ADL, realmente vedresti qualcuno della sua famiglia come figura al comando, o non importa e pensi sia più strategico strutturare i ruoli al di sotto? Bella domanda. Io non ce li vedo, in realtà, vi dico la verità. I due figli, Edo da vicepresidente, insomma, sta imparando a conoscere l'ambiente, ma fatto più danni che altro, e l'altro invece sta a Bari e stanno anche loro avendo delle difficoltà. È dura, ragazzi, è dura. Le presidenze cambiano, resta solo la maglia, ma sarà dura anche il passaggio. Comunque è importante strutturare i ruoli oggi con ADL ancora lì. Allora, l'inventore della vera danza del ventre. Sono stato io. I peperoncini turchi. Quanto pensi durerà in totale il ciclo ADL? Finché, secondo me, durerà a lungo. Finché non... Il passaggio da padre in figlio, secondo me, è plausibile. Quel viso non mi è nuovo. Ma dove l'ho conosciuto? Madame, ma voi così non fate niente con queste manine? Non fate niente. Bisogna bene fare una sciacquata generale. La polvere sottocutanea. Con l'Inter un solo risultato, serve vincere e vinceremo. Un ottimismo quasi di epoca fascista. No, sto scherzando. Però ovviamente quello slogan sembra così. Sono sicuro batteremo l'Inter. Allora a questo punto no, il pollo no, però ricordiamoci che ogni tanto siamo polli, e mettiamo un attimo il gufetto, perché state esagerando, perché questo mi sembra un pochino quell'ottimismo della vita che stavamo affrontando la Juventus e poi ci siamo rimasti male. Attenzione, grazie a te sto vedendo la serie sul Tottenham. Hai visto che bella, Gennaro? Mamma mia, goditela, è bellissimo, sia quella su Tottenham sia quella su Manchester City. Hai visto lo stadio del Tottenham che ti parlava Guido Gentile l'altra volta? Una roba straordinaria. Alla fine Inzaghi è positivo o no? Non ho seguito Simone Inzaghi, mi pare che era il risultato positivo. Un turco napoletano, esatto. Sono uscite le formazioni di Fiorentina-Atalanta. Ah sì? E guardiamole, prima di salutarvi ragazzi, guardiamo giusto per sfizio, ma non posso seguirla perché impazzisco. Vediamo se c'è qualche cosa. Dragoschi, Milenkovic, Pezzella quarta, e fin qui non c'è nulla di strano. Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Kwame, Vlahovic. Formazione logica della Fiorentina, logica, coperta, tutti nel loro ruolo preferito, tutto a posto.
Atalanta con Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Gosens, in questo caso la fanno vedere a 4, Freuler, Deron, Malinowski, Pasalic, Muriel dietro Zapata. È vero che l'Atalanta stava cominciando a sviluppare anche il 4-2-3-1, non solo il 3-4-2-1, interessante. Ovviamente quando hai Pasalic lui anche può fare un po' Gasperina copiata a Gattuso, in questa cosa qua, ma la butto là così. La butto là come Suso, il figlio di Amon. Figlio di Amon. La butto là così. Pasalic in zona Zielinski, che è un po' ibrido, con la difesa a 4, con Toloi e Gosens che spingono. Attenzione a Gasperini che copia Gattuso. E con questo, lo so ragazzi, non siamo arrivati a 500 like, ma non è colpa vostra, non è colpa mia. Ringrazio i mod per avercela messa tutta. Non è colpa vostra ragazzi. YouTube, TVB, perché stanno succedendo cose strane, si chiama Stranezze, il ristorante dove faticavo, e purtroppo questo è. Io sono stanco, abbiamo 3 punti in tasca, domani approfondimento e probabile live là, probabile mi devo organizzare, ma devo fare anche delle cose musicali, vi voglio bene da morire, veramente, e mi raccomando, buon Natale e mi raccomando. I ragazzi che continuano a fare l'amore là non è una cosa che va bene, però comunque senza dubbio sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,